E anche questa mattina siamo sui giornali, ieri nei telegiornali, i nostri telegiornali di Media Nord-Est, per questo problema con questi immigrati, quelli che lavorano e che dormono su giacigli di fortuna, per terra, per strada, quelli che non riescono a trovare lavoro nonostante abbiano voglia di lavorare, quelli che cercano di fare i furbi per diventare dei piccoli caporali che vanno veramente messi da parte, isolati, perché fanno del male a tutta la comunità, e questi imprenditori che invece vogliono cercare di aiutare. Al momento sono 3. Ieri mi ha chiamato un altro imprenditore dicendo: io vorrei continuare questo percorso che avete iniziato, sempre rimanendo nell'anonimato, perché avete visto cosa è successo, no? Avete sentito anche le telefonate, come fossi io che ho deciso di fare sta roba con i miei soldi, cosa che ho spiegato bene, che invece sono questi imprenditori, tra i quali una donna che ha scritto una lettera molto bella, più che bella, una lettera con molto significato, e vorrei leggerla ai miei graditissimi ospiti, che sono l'ingegner Andrea Dabroi, coordinatore nazionale protezione civile ANA, che ringrazio. Buongiorno. E faccio anche da parte di tutti noi, di tutti voi, le condoglianze per questa morte assurda di questo bravissimo alpino che aveva capito cosa volevo dire essere a disposizione degli altri, aiutare gli altri, perché tanti parlano, ma veramente che lavorano e che aiutano sono veramente pochi. A parole tanti, vero? Sì. Presidente, ne troviamo tantissimo, è vero ingegnere? Ma dopo di fatto, quando si lavora e si dice che vieni, i numeri si restringono. Va avanti che mi viene da rida. Ecco. I numeri si Saluto anche Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico, collegato con noi da Mestre. Buongiorno Gianluca. Ciao Mirella, un saluto a tutti. Buongiorno. Visto che siamo anche questa mattina da più di 10 giorni sul Corriere del Veneto, che è all'interno del Corriere della Sera, il Gazzettino di Treviso, la Tribuna, tutta Media Nord-Est, non solo, volevo leggere questa lettera di questa imprenditrice che ha deciso di scrivere 2 righe, seppure nell'anonimato, ma la capisco. Vado avanti io, non si preoccupi, perché è veramente ora di terminare il gioco, un gioco squallido che a molti fa male, che sta isolando, che fa diventando rabbiosi anche i nostri veneti. Ah, mi ne voglio dei musulmani, via tutti da qua. Poi invece c'è una parte di Veneto, anche questa mattina io ringrazio, sono stata chiamata, pensate, prestissimo, da un signore che doveva dare il 5 per 1000 e aveva perso il codice fiscale e voleva il codice fiscale, perciò ringrazio lui e tutte le persone. Ma capite che questo ricatto, non ti diamo più il 5 per 1000, Mirella ha risposto, anche a no, è ricattar Mirella, tenetevelo, non è mica un problema per Mirella, e andrò avanti con quello che arriverà, problemi zero. Il problema è far capire che bisognava scoperchiare il vaso di Pandora, e sono riuscita a scoperchiarlo grazie a questi imprenditori. Allora, questa imprenditrice scrive questa lettera, ingegnere. Buongiorno Mirella, questa è la dichiarazione che ci piacerebbe potesse essere diffusa per tenere viva la questione, ovviamente tutto in forma anonima. Come imprenditrice veneta, anch'io, come l'anonimo imprenditore di Treviso, voglio dare una mano ai lavoratori stranieri senza casa, che sono costretti a dormire all'addiaccio nelle nostre città. Molti anni fa, quando andai a lavorare nella Germania del Nord, io stessa ebbi difficoltà ad avere una casa in affitto perché straniera, nonostante fossi europea, avessi un contratto di lavoro e parlassi un po' tedesco. Noi veneti siamo gente pratica e senza tanti giri di parole. Sappiamo bene che i lavoratori stranieri che ci servono come il pane, le nostre famiglie ne hanno bisogno per la cura della casa e degli anziani, per portare cibo in tavola con i lavori agricoli e nei ristoranti, per guidare bus e camion. Abbiamo un calo demografico da paura e i contributi di questi lavoratori al sistema pensionistico e alle casse dello Stato ci servono. Vivere insieme a persone di paesi, lingue, religioni e culture diverse non è per niente facile, ma entrambe le parti, se si impegnano, si riesce, giorno per giorno. Affittiamo le nostre case a chi ne ha bisogno, italiani o stranieri. Usiamo i fondi di garanzia per i proprietari di case che alcune associazioni stanziano apposta e servizi di mediazione culturale di alcune cooperative, per essere sicuri di far capire come si vive in un condominio, come far funzionare il contratto, eccetera. Ci conviene. Ingegnere, cosa mi dice? Lei
fa parte dell'ANA, perciò persone, gli alpini che aiutano, solidali, quando chiami sono i primi ad arrivare. Avevo infatti pensato di chiamare voi perché sono sola a condurre questo gioco infernale, ecco, fa solo del male. Cosa dice a questa imprenditrice che spero ci segua? Beh, intanto che è veramente una mossa coraggiosa e la stimo per quella che sta facendo, e poi posso portare, a nome dell'ANA, noi con gli atti di solidarietà che facciamo non distinguiamo il genere, la razza o la religione. Penso che negli eventi più importanti abbiamo sempre aiutato tutti indistintamente dalla loro provenienza o estrazione sociale, no? Poi io posso parlare come a carattere personale, come da Broia Andrea, una persona in cui crede nell'integrazione sociale, nel rispetto reciproco, ovviamente, e che personalmente ha fatto da padrino a un ragazzo albanese, la cui famiglia è arrivata col gommone in Puglia e col bambino sopra la testa, perché quando sono sbarcati li hanno buttati giù nell'acqua fino al collo e loro hanno portato fuori questo bambino che aveva 1 anno al tempo. Un percorso di una famiglia veramente che merita un sacco di rispetto. Oggi il mio figlioccio è titolare di un ristorante, quindi si è fatto una strada, ha lottato, perché quando sei albanese e arrivi in quei modi lì all'inizio devi avere una marcia sempre in più per dimostrare che ti integri, che sei uno dei nostri, però la loro famiglia, una bravissima famiglia che conosciamo bene, che frequenta casa nostra regolarmente, nel rispetto sempre reciproco, ripeto. Ne sono orgoglioso e spero che possano altre persone ripetere questa cosa, che è un segno di integrazione, di disponibilità verso le persone che arrivano, anche perché essendo veneti, almeno nel mio paese, la maggior parte erano migranti. Io ho mia suocera in casa, per esempio, che è andata in Venezuela e mi racconta come erano trattati a quei tempi, quando sbarcavano di là, come trattati in modo... Quindi vogliamo dimenticare cosa siamo stati? Sempre ovviamente la base deve essere il rispetto. Come siamo stati trattati, come siamo stati se lo trattati, dimentica esatto, questo. me lo racconta mia suocera, purtroppo sono 2 generazioni indietro e quindi magari stiamo dimenticando questa cosa qua. Però io conto nel buon senso delle persone, ci sono persone di buon senso. Anch'io, tanto è vero che mi sono presa questo immane onere di fare da tramite con questi imprenditori, adoperando i loro soldi, non quelli che mi danno le persone, perché sono loro che si sono messi veramente in prima linea. Però Codognato qualcosa non torna, questa rabbia, siamo arrabbiati per tutto. Prima eravamo, lo dico tutte le mattine, eravamo arrabbiati coi teroni, prima che avevamo i teroni, dopo che avevamo gli extracomunitari, adesso che avevamo i musulmani, domani avremo qualcos'altro, però fa parte della cultura. Cosa ne pensa Codognato e cosa vuole dire anche lei a questa imprenditrice? Beh, intanto faccio i complimenti a te Mirella, ne ho fatti anche l'altra volta e quindi li rinnovo, e chiaramente a questi bravissimi imprenditori che escono un po' dalla logica appunto, di chi vede nello straniero un nemico. Ma io, guarda, ti voglio solo fare un piccolo quadro velocissimo della situazione di Venezia. A Venezia fra poco ci sono le elezioni e forse per la prima volta ci sono vari candidati in varie liste della comunità del Bangladesh, perché chiaramente nel veneziano ci sono moltissimi, la comunità è molto forte, perché c'è Fincantieri soprattutto, ma non solo per quello. Insomma, Mirella e gli spettatori, ma penso che chi è a Venezia qua lo sa, deve vedere cosa sta succedendo, quanti improperi, quante cose sgradevoli vengono dette nei confronti di queste candidature appunto di cittadini del Bangladesh, che in realtà vogliono semplicemente rappresentare quella minima parte, potranno andare in consiglio comunale, una comunità che è enorme, che ha una marea di esigenze. Ne abbiamo già parlato, io parlo spesso della comunità del Bangladesh perché lavorando molto sul veneziano è la comunità più numerosa, però credimi, io non ho mai letto così tante cose sgradevoli, tante vignette con addirittura Venezia, Venezia trasformata, diciamo, i canali trasformati in una specie di fiume Gange, con tutti appunto questi cittadini bangladesi che fanno il bagno, con scritto ecco la Venezia dopo le elezioni. Questo è uno dei tanti messaggi sgradevoli. Quindi è la solita guerra tra poveri, e i poveri sono tanti, e tra i poveri, tra chi comunque sopravvive, ci sono appunto anche queste comunità. Quindi Mirella, io non posso che
che essere ovviamente indignato, e non posso che confermare quello che stai dicendo. Quello che sta succedendo a Treviso succede anche qua nel veneziano, e con le elezioni veramente, proprio per queste candidature di cittadini bangladesi, ne sto sentendo di cotte e di crude, che veramente anche perché fa un po' ridere, no? È come se fossero loro il nostro problema, mentre i problemi sappiamo benissimo che sono tutt'altri, sono i prezzi, sono l'energia, le bollette, sono tutte quelle cose là che non dipendono certo dai cittadini extracomunitari. Quindi continuate così dalla vostra parte, noi faremo la nostra parte, ma mi sa che ce ne vorrà ancora molto di tempo per superare queste discriminazioni. Volevo spiegare a qualcuno che il sindaco di Malo in provincia di Vicenza, è un musulmano, è della Lega, è un salviniano. Ecco, per dire ancora. No, bisogna anche dirle le cose, perché magari qualcuno non lo sa. Perciò vuol dire che Salvini ha guardato la persona, non ha guardato, ecco, la religione. Ecco, volevo dirlo a qualcuno che magari non lo sa, tanto per chiarire come funziona, perché le cose che si dovrebbero sapere non si sanno, quelle che anche non potremmo farne a meno si sanno. Cos'è, ingegnere, per l'alpino la religione, la solidarietà? Voi in questi giorni avete delle adunate importantissime, anche voi siete sotto attacco, abbiamo sentito ieri questa storia delle femministe, poi bisogna vedere cosa hanno detto, se è vero o non è vero, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Però quando uno fa qualcosa di bene e di aiuto c'è sempre qualcuno che cerca di colpire. L'obiettivo è quello di buttare sempre del fango addosso delle persone, invece che di sicuro non se lo meritano. So anch'io che gli alpini sono uomini, come tutti gli altri, e so anch'io che sono una donna, e ce ne sono anche qua di donne, sarebbe da discutere. Però io vorrei che qualcuno, come faccio anch'io, guardare in generale, cioè non il tuo problema o quello che... ma in generale, perché questi attacchi secondo lei? Anzi, saluto anche il Presidente Favero. Presidente, mi raccomando, sa che le voglio bene, si rimetta presto. Ecco, ho avuto ospite, è stata una delle prime persone che ho conosciuto degli alpini, e chapeau veramente, Presidente. Prego. Beh, il Presidente, infatti, che ho sentito questa mattina che si sta avviando a Genova, tra l'altro, ha fatto le dovute raccomandazioni, perché comprende anche lui che tutto questo movimento qua ci espone ovviamente mediaticamente e rischia magari di rovinare tutto quello che facciamo poi in sordina, perché gli alpini non sono mediatici, gli alpini lavorano a testa bassa, cercano di portare a termine, sono concreti, insomma. Poi erano nate anche a Rimini queste cose qua, e per fortuna dopo comunque la grande massa degli alpini si comporta sicuramente in modo corretto e rispetta tutto e tutti. Dopo, se vogliamo dire che parte qualche fischio verso qualche bella ragazza o quelle cose lì, cavoli, io penso che non sia un delitto così grande, però nel massimo rispetto del pensiero di tutti. Come dico, lì ci sono 400-500 mila persone che si muovono, che affluiscono che arrivano e affluiscono in una città, vengono ospitati in una città. Non sono tutti alpini, perché attenzione, perché in questa massa qui comunque c'è gente che piace venire a far festa con gli alpini, volontari, gente che viene coinvolta dallo spirito di solidarietà, famiglie, ma anche simpatizzanti, ne abbiamo tantissimi che vedono nel nostro spirito, nella nostra solidarietà, nel nostro amor di patria, nel nostro anche amor per la nostra religione cattolica, perché è uno dei pilastri che abbiamo all'interno della nostra associazione, che diciamo che ci spinge anche in particolari momenti di difficoltà, che fa coesione, no? Come dicevo. E quindi io mi auguro che le raccomandazioni del Presidente Favero e il buon senso, perché dopo ho ascoltato alla fine e ho letto anche le dichiarazioni del sindaco Salis, portino a un ottimo risultato, che è una festa di 3 giorni di condivisione, di gioia, di allegria e anche magari di ringraziamento rispetto, perché magari Genova si dimentica che quando c'è stato il casino 4-5 anni fa, uno dei primi nuclei che sono arrivati era uno dei nostri, a spalare il fango, di un nucleo di là vicino. Senta, ingegnere Dabroi, quello che però, perché il Mirella dice sempre, pensare male si fa peccato, anche che a volte ci si azzecca. Non è che c'è l'obiettivo è quello proprio di colpire gli alpini, nel senso, prima abbiamo iniziato col cappello.
una storia infinita su questo cappello sì, cappello no. Adesso le femministe a pochissima distanza. Siamo sotto elezioni, no, io lo dico perché quello che penso lo dico. Non è ingegnere che la storia del cappello, delle femministe, degli immigrati toglie i problemi che abbiamo per cercare di concentrare su altre cose, come diceva Codognato, invece quello che serve sono più soldi nelle tasche dei veneti, ma degli italiani, dei pensionati, il lavoro che c'è, ma questi industriali non riescono a fare squadra e a capire che bisogna anche cercare, come facevano gli industriali di una volta, sai Codognato, un imprenditore che ho avuto ospite la scorsa settimana, gli ho detto qual è la differenza tra gli industriali di una volta e gli industriali di adesso? Che adesso sono tutti della finanza, fanno solo grande finanza, e questa è la diversità, sono dei finanzieri. Mentre una volta guardavano il bene comune, il bene dell'operaio, il bene della fabbrica, il bene della società, investivano su questo, facevano le case per queste persone vicino alla fabbrica. Adesso è cambiato tutto e sono quelli forse che a mio avviso, guardate anche la sottoscritta o questi imprenditori, ma non è che questi possono pagare anche la logistica, perché se non ho i mezzi da andarli a prendere e loro non li hanno, con cosa vanno a lavorare al mattino alle 6? E dopo questi lavoratori a 2, 3 euro, 4 euro, 6 euro, lavori precari, poi se la prendono quei sindacati CGIL e CISL che non c'entrano niente, sono contratti fatti da altri. Ecco, qua si dovrebbe mettere ingegnere, andare a controllare cos'è sta cosa. La politica dovrebbe fare questo, altro venire a controllare il mondo del volontariato e metterlo sempre di più con le spalle al muro. Chiedete loro cosa hanno passato per riuscire a entrare nel RUNTS, perché avevo anche i no, vero ingegnere? Perché bisogna dirle queste robe, no? Ecco, appunto, sì. La burocrazia. Allora, Codognato, cosa sta succedendo? C'è qualcuno che cerca di distrarre per paura veramente di affrontare i problemi veri del paese? Ma Mirella, ma è sempre successo, è sempre successo, praticamente diciamo che il fatto di appunto parlare d'altro e creare soprattutto queste guerre tra poveri di cui ti parlavo prima è il modo migliore per cercare di distrarci da quello che poi è la realtà dei fatti. Tu hai fatto un esempio molto giusto che è un po' il discorso degli imprenditori, e ci sono imprenditori ottimi perché li abbiamo visti e ne hai parlato te prima, però quello che dicevi è giusto, cioè il discorso della finanza, ma soprattutto il discorso del fatto che noi abbiamo un PIL che cresce ormai pochissimo, i salari sono fermi, anzi sono diminuiti in termini reali rispetto a 30 anni fa, per esempio. Cosa bisognerebbe fare? Bisogna avere, per me, per quanto mi riguarda, degli imprenditori un po' più illuminati che pensino anche al benessere del lavoratore, il che vuol dire anche, per certi aspetti, cominciare a discutere sul discorso delle 35 ore, quindi anche del lavorare meno per avere più tempo per se stessi e per essere più produttivi, perché noi non siamo più produttivi. Quindi è vero, serve un sistema imprenditoriale, non generalizziamo, c'è sicuramente, però più illuminato, cioè è giustissimo quello che hai detto te prima, vogliamo crescere, tanto facciamo crescere i salari, probabilmente serve un salario minimo, ha i suoi rischi ma bisogna prevederlo, sai, praticamente in tutta Europa, ed è vero che l'imprenditore deve avere più attenzione per il proprio lavoratore, deve anche mettersela via, deve aumentare gli stipendi, i margini magari di guadagno diminuiranno, ma investire sui lavoratori è un investimento anche per la propria azienda, per far crescere la produttività, perché Mirella abbiamo una produttività ferma, per quello gli stipendi sono così bassi. E noi adesso, ne abbiamo parlato 1000 volte, vivere con 1500 euro al mese, netti, sto parlando netti, quindi 2000 lordi, non è possibile, perché se uno ha un mutuo e poi le bollette, succede un imprevisto, il dentista, la macchina, basta, si è in default, cioè si diventa poveri. Abbiamo fatto tante volte, lo so, questo discorso, Mirella, però è giusto che ci voglia un po' più di qualche imprenditore più illuminato. Tu hai avuto l'esperienza, questa bellissima, degli aiuti per i ragazzi appunto extracomunitari che dormono in strada, e ecco, fossero tutti così probabilmente saremmo in un altro tipo di situazione. Infatti si sta cercando di Codognato, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, mi sente, perché
il problema che dicevano anche i sindacati è di costruire questi villaggi in attesa che qualcuno... Abbiamo i prefabbricati, abbiamo fatto anche a Cortina, ingegnere, lei è un ingegnere, sì. Il villaggio in poco tempo. Vorrei sapere dove è finito e con che soldi è stato pagato questo villaggio, visto che potremmo usufruirne e dare dignità anche a quei lavoratori che si comportano bene, ecco, e che veramente hanno bisogno, ecco, di quando finiscono il lavoro di avere un giaciglio dove entrare a dormire, ma che sia anche dignitoso. Ecco, io non riesco a capire nel 2026 come facciamo a non vedere le cose reali che ci sono e che possiamo fare. Anche i comuni si trovano dei posti, non si ghettizza, abbiamo il mondo del volontariato, compresi voi, che potete dare una mano anche in questi villaggi. Dovremmo pur trovare delle soluzioni, cioè mancano i lavoratori, non possiamo più, inutile che a casa vi arrabbiate perché Mirella dice la verità. È la verità. Io volevo dire a Giuseppe, che mi ha chiamato anche al telefono ieri, un domani chi ti curerà, Giuseppe? Andrai in ospedale, andrai a vedere se il colore della pelle che ti cura è diverso dal tuo o avrai piacere che sia una brava persona, competente e preparata? Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Per quanto riguarda gli alpini, Mirella, per quanto riguarda gli alpini, ne conosco tantissimi da Fore, da Bassan, da Grabba, sono stato a Catania, sono stato a Cuneo con gli alpini. Gli alpini interi, tanto il cappello dopo, i uomini Carolino, bere qualche ombra e fare ridare come tutti, gli altri denti sono fatti così. Si ne vuole accetta così, se no chi va da dove vivo. Ma gli alpini bisogna lasciarli stare, perché c'è brava gente. E dopo che io a Codognato di Venezia, mi sono veneziano Codognato, ma veneziani qui, che quando vedremo 250.000 persone dei veneziani a Venezia, va bene, e abbiamo costruito gli altri il bene di Venezia. Adesso per Venezia è giusto aiutare la gente che ha bisogno e la brava gente, ma trovarsi su una città come Venezia, ma se rendiamo conto che nel 1300 siamo stati i primi a ospitare i turchi, gli spagnoli, gli ebrei, tutti quanti, tutti in Venezia, commerciavamo con loro, va bene, e appartenevo a Atene. Io ho avuto i veneziani con la bala del canone, perché era al deposito delle armi. Sbaglio, io ho avuto via. Sappiamo qualcosa che vuol dire vivere, ma adesso basta, bisogna dargli un posto di lavoro, un letto per dormire, farli vivere dignitamente, no? Ma così come dice adesso. Ma non volete intervenire solo con voi altri, con la buona vostra volontà, da intervenire lo Stato a far case. E a Meloni ha detto, c'è 4 anni che arriva qua, non aveva fatto neanche una baracca, adesso devo fare 100.000 case, adesso ti viene fuori perché ti ha paura la pelle del posto del Presidente, ma non è vergognoso. Ti ho sempre detto il Gescal, che pagaremo miliardi, che parlo degli anni 50, sul lavoro, quando lavorare pagare, il Gescal mi fa il dito a casa, faceva case per la povera gente, perché non si chiama milioni di persone in tutta Venezia, in tutto il Veneto. Adesso non hai gli imprenditori in Camassa che da lavoro e tutto, deve essere il governo che fa case per la povera gente. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, hai ragione, ti do ragione, ma tutti assieme dobbiamo mettere la goccia e diventare più buoni quelli cattivi, vero ingegnere? Ecco, quelli che veramente non riescono a capire l'importanza del diverso, di quello bravo che si comporta bene, che vuole integrarsi. Però io vorrei rendere omaggio a questo grande alpino che non c'è più, perché dicevo prima l'ingegnere che parlano, che chiacchierano, sono tanti, ma che veramente si mettono in gioco, quando chiami rispondono, sono sempre in prima linea. Sono pochi, ve lo posso assicurare, sono pochi. L'ingegnere mi ha dato ragione, perché sappiamo che funziona così, quella è la squadra che hai e con quella devi fare. Sì. Ma soprattutto capire che forse lassù, l'ingegnere, qualcuno l'ha voluto, perché ha detto
forse è meglio che vieni a dare una mano anche qua su, visto che abbiamo i problemi leggiamola così, ha messo diciamo lo zaino così. A terra qui e è andato ad aiutare da un'altra parte. Diciamo così, sì, vero, dai, anche alla sì. famiglia, La è nostra sempre là speranza che è questa. aiuta. Allora andiamo a vedere questo alpino e rendiamo omaggio a questa grande figura che non c'è più. E quando sono arrivato qua mi sono trovato la nuora, la Iris, che mi chiamava e mi fa vieni che c'è Giuseppe per terra, e sono entrato là in bocciofila e me lo sono visto per terra, c'era Fabio che urlava papà, papà, papà. Oggi c'è una rosa blu nel punto in cui è stato ritrovato a terra senza vita Giuseppe Zanon, il volontario di 65 anni morto dopo essere precipitato da un'altezza di 3 metri mentre stava sistemando il tetto della bocciofila Villa d'Asolo, dove viveva. Per lui inutile ogni soccorso, i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica per capire cosa possa essere successo, al vaglio tutte le ipotesi, e chi lo conosceva non riesce a farsi una ragione della sua scomparsa. Una persona amata da tutti e sempre vicina alla sua comunità. È una persona che ha dato sempre tutto di sé per il paese. Sì, Giuseppe era la classica persona che penso abbia speso la sua vita per tutti gli altri e ha sempre messo il volontariato davanti a se stesso. Una persona che penso che in tanti ci ricorderemo, come mi diceva anche il nostro parroco, non l'ha mai visto vestito da festa, sempre vestito da lavoro, perché lui era disponibile sempre a lavorare per tutti. È una persona veramente che penso che la sia un grande vuoto qua nel nostro paese. Era il suo braccio destro? Sì, il mio braccio destro, perché lo chiamavo Beppi Corella. Tanto dolore nelle parole dell'amico Giordano. Giuseppe Zanon, per tutti Beppo, tra le tante attività era anche in prima linea nel comitato della Sagra Paesana ed era alpino attivissimo nel gruppo di Villa d'Asolo che fa parte dell'Ana Montegrappa. È proprio il presidente Rugolo che esprime tutto il cordoglio della sezione per la famiglia del 65enne. Ci ha lasciati in modo tanto tragico quanto improvviso, ci lascia sgomenti e la cosa ci lascia veramente vuoti nell'animo. In questi giorni, poi che ci stiamo preparando per partire per la Dunata di Genova, la cosa fa ancora più male. Speriamo che i suoi familiari, il gruppo alpini Villa d'Asolo sappia superare questo momento tragico e ci stringiamo a tutti quanti loro in un abbraccio ideale. E se può valere qualcosa, se può servire, domenica sfilando alzeremo lo sguardo al cielo, un pensiero a Giuseppe. Ciao caro Giuseppe, avete visto non la bocca che sorride ma gli occhi. Mirella guarda sempre questi occhi veramente limpidi, chiari, ecco, che parlano, gli occhi che parlano, perciò veramente un grande abbraccio anche a tutta la famiglia, non solo degli alpini ma anche a quella di Giuseppe Zanon. Allora, cosa vuole dire? Come sarà la domenica? Partirete? In quanti sarete? Ecco, cosa è previsto? La Dunata? Per la Dunata, si era commosso anche l'ingegnere, sì, perché sì, ovviamente rappresenta una fascia d'età che mi è molto vicina, no? Perché ormai lo zoccolo duro siamo attorno a quell'età lì, perché stiamo inesorabilmente invecchiando e il nostro grande problema è trasmettere, lasciare i nostri valori, quello che riusciamo a fare, quello che facciamo per la società alle nuove generazioni. E quindi quando manca sempre un pilastro, manca un esempio per una nuova generazione. E questa è la grande lacuna che creiamo, e non riusciamo a generare nuove leve che possano seguirci. Oppure, ingegnere, quando fate i campi estivi avete un numero incredibile di ragazzi che vi seguono, che non gliene frega niente del cellulare, che stanno alle regole, che lavorano, non riuscite neppure a dare risposta. Allora a Mirella manca sempre l'anello di come, ma allora come funziona? Molto probabilmente, allora, vero, i campi estivi quest'anno sono diventati addirittura 15, riusciamo a farne, come se fate conto che la media è di 60 ragazzi a campo scuola per 15 giorni, quindi i numeri stanno crescendo, sono sempre più importanti. E la difficoltà è poi che questi ragazzi qua che hanno un'età 17, 16, 17, 18, quell'età lì, poi hanno l'università, devono introdursi nel mondo del lavoro e quindi non è facile poi assorbirli nel tessuto che diventi per farli diventare
partecipi in attività costanti, ma ci stiamo lavorando anche noi. Per esempio io personalmente, che sono al vertice diciamo, della protezione civile, da quest'anno avviamo un progetto che si chiama Next Gen, in cui prendiamo questi ragazzi, chi ha voglia, e sono autogestiti, e li portiamo a vivere con noi un weekend ogni 2 o 3 mesi dove abbiamo i magazzini di protezione civile. Cerchiamo prima di tutto di trasmettergli lo spirito, perché quello, certo, vivendo 2 o 3 giorni, la passione, e poi di tramandare tutta l'esperienza che abbiamo, perché per esempio io ho 20 anni che faccio sta roba qua, mi dispiacerebbe lasciare e non aver trasmesso niente agli altri. È un Come sono questi importante. ragazzi che vengono, ingegnere? Questi ragazzi che vengono sono una spugna, se possiamo definirli. Hanno bisogno di essere nutriti con valori e li accolgono subito, li raccolgono subito, perché come li insegni li fanno propri. Che telefono, robe come diceva lei. Che forse dobbiamo andare a suonare i campanelli e dire vieni con me, sì, perché forse dobbiamo fare questo, e da soli non arrivano mica, sai, ingegnere. Sì, questo lo facciamo con i campi scuola, ma però poi io ho visto che funziona meglio se cominci a chiamarli, alcuni che li abbiamo, ma loro chiamano loro. Cioè perché hanno i loro mezzi per tirarsi dentro, no? Si fanno i piccoli video quando facciamo le attività, si passano sui gruppetti WhatsApp, e ho visto che è una cosa come una macchia d'olio, parte piccola e poi si allarga, si allarga, si allarga. Noi dobbiamo essere bravi poi a mantenerla. Abbiamo Giusy da Dosson, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, non capisco queste manifestazioni per la liberazione di questi paesi, pace, pace, pace. Mirella, se non sono in pace neanche fra di loro, tra le famiglie, coi cognati, coi fratelli, coi suoceri, con gli amici, hanno sempre qualcosa da dire. Sono i governanti che devono far di tutto per un accordo, di finire tutti questi disastri, Mirella, che hanno portato con il lavoro di queste ditte, che adesso più avanti lasceranno a casa tutti questi lavoratori, queste maestranze, che non arrivano più i prodotti per mandare avanti il mondo, Mirella. Siamo ridotti a questo adesso, siamo ridotti a questo, ma è impossibile che nessuno... Con tutti questi congressi, le riunioni per la pace, questi governanti, andiamo fra 8 giorni, parliamo fra 10, ma dove siamo arrivati? Ad ammazzare tutta questa gente, ragazzi. Come si fa ad andare avanti in questa maniera? Come si fa? Ma tutti questi delitti sono delitti, questi qua, delitti sono di migliaia di persone. Ma quando la finiscono? Quando? Anche con queste manifestazioni che non vanno d'accordo neanche loro in famiglia. Questo voglio dire, vi ringrazio. Abbiamo sentito Giuse, andiamo a sentire anche cosa ha detto, invece poi sentiremo Codognato cosa dice questo migrante al parcheggio dal Negro. Andiamo a sentire. Coperte e piumini arrotolati negli angoli, borse della spesa, con dentro un cambio di biancheria. A 3 settimane dallo sgombero al 5° piano del Parc dal Negro ci sono di nuovo i giacigli di chi non sa dove andare a dormire. Stavolta ci sono pure dei bidoncini per l'immondizia, una scopa ed una paletta, come se qualcuno volesse anche qui una parvenza di casa, di pulizia sul pavimento di cemento. C'è una persona che dorme avvolta in una coperta. Di giorno i migranti vanno tutti via, molti al lavoro. Qui troviamo Hassan, viene dal Burkina Faso, devastato dalla guerra, è sbarcato a Bari, da 3 anni è a Treviso. Ci racconta la sua storia. Io arrivo a Treviso qua, sempre dormendo fuori, mai trovato lavoro che c'è contratto, c'è tutto, io mai trovato questo. Io ce l'hai permesso giorno, io ce l'hai tutti. Al permesso di soggiorno, ma in un italiano stentato, ci racconta come l'unico lavoro che ha trovato sia quello a chiamata nei campi, dai 20 ai 30 euro al giorno, niente contratto, niente alloggio. Tu non è facile, ma se tu c'è lavoro, la testa calma un po', ma se tu non c'è lavoro, come facciamo a mangiare? Problema. Tutti i suoi averi sono in uno zainetto, tutti i suoi ricordi nel cellulare. Ci mostra le foto dei 2 nipotini, gli unici familiari rimasti in vita. Hassan ha solo un sogno, un lavoro in regola. Io voglio lavoro, io non voglio così, io non venire in Italia così, no, lavoro. Se ho trovato un lavoro... Hassan da 2 notti dorme nel parcheggio, prima in un casolare diroccato, non si può lavare, eppure non ha perso il sorriso. Ieri ha festeggiato il suo 26° compleanno.
Io vai a comprare una panino che sia fatto la festa bene, così la vita. Così è la vita. Codognato, come commentiamo? Qui qualcuno dovrà pure iniziare a dare risposte. Mi sembra che questo ragazzo abbia voglia di lavorare, ha tutti i documenti in regola, anche il permesso di soggiorno, dove va? Perché guardate che qualcuno dice è impossibile che non trova lavoro. Guardate che io ho toccato con mano, questa cosa è mica facile, tanto è vero che domani in prefettura ci sarà una grande riunione. Ecco, con gli industriali, con le associazioni di volontariato, naturalmente quelli che si occupano di immigrazione. Prego, Codognato. Sì, Mirella, veramente è stata una bella intervista, perché poi ha rappresentato una persona che, pur nella sua disperazione, comunque era, diciamo, tra virgolette, positiva, ok? Ecco, la cosa che stupisce è che lui non ha parlato solo del fatto del giaciglio, ma lui dice anche proprio arrivare a mangiare, quindi siamo in tempi in cui ci sono persone che non hanno i soldi per mangiare. Mi sembra di essere tornati proprio ai tempi della guerra praticamente adesso, quindi è sempre stato un po' così. Ecco, però giustamente noi parliamo del discorso della casa, ma qua il primo problema è il mangiare. Poi per quanto riguarda il discorso della casa di cui stiamo parlando, adesso c'è un grande piano casa che speriamo che vada a buon fine, ma ci rendiamo conto di quante abitazioni abbiamo, o sfitte, o molte dell'Ater o dei comuni sulle quali non si fanno manutenzione, ne abbiamo a migliaia. Ci sarebbero i posti dove far dormire chi appunto non ha un'abitazione, non ha una casa. Quindi io credo, ecco, che il messaggio che ha lanciato questo ragazzo, che adesso non ho capito se abbia una famiglia, ce l'avrà sicuramente, probabilmente ce l'avrà nel suo paese d'origine, quindi pensiamo anche alla sofferenza di una persona che viene qua, cerca un lavoro anche per mandare dei soldi a casa, e noi lo facciamo dormire per terra in un giaciglio, e magari se passiamo vicino lo guardiamo anche schifati. Quindi credo che, insomma, cose come state facendo là, servizi come questo, possono servire ad avvicinare almeno le persone che hanno un po' di cuore a entrare un po' in sintonia con queste persone, perché noi, c'è tanti sono abituati a pensare che queste persone stanno al bar, se ne devi via a spacciare, invece la maggior parte è esattamente così, è qua per cercare un lavoro ed è costretta a dormire per terra e non sa se a fine giornata avrà mangiato. È incredibile a pensarci, secondo me. Sai, Codognato, lo dico anche all'ingegnere, io ho il terrore di una cosa: c'è la droga che gira a tonnellate. Voi provate a vivere queste situazioni e magari qualcuno ti dice fumate una cannetta che così magari ti stordisci e non pensi più a niente. E no una volta, e no due, e no tre, alla fine questi avvoltoi che sono dietro l'angolo non aspettano altro. Allora, questi interventi di questi imprenditori che hanno deciso in qualche modo di mettere questa goccia nell'oceano, secondo me dovrà servire anche a far capire che è anche un problema di sicurezza. È un problema di sicurezza, perché poi se questa persona non è più con la testa a posto, come ha detto questo ragazzo, può succedere di tutto e di più. Allora capite che non è solo un problema di vitto, alloggio, di logistica, è anche un problema di sicurezza. Qui bisogna iniziare a parlarne, non possiamo più far finta di niente, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Gli alpini quando partono sono organizzati, la comunità si deve organizzare, dobbiamo tutti organizzarci per cercare di far crescere questo paese, o sbaglio, ingegnere? Beh, allora, innanzitutto il potersi nutrire è un bene primario, che è quello che ti garantisce poi la lucidità, perché se non mangi voglio vederti essere lucido tutto il giorno. Poi sicuramente c'è un'abitazione dove poter andare quando hai finito di lavorare, ma tutte queste due cose qui di fondo devono avere un modo per essere alimentate, che è il lavoro. Quindi capisco l'immigrato che stava parlando. È complicata come situazione, sono tempi complicati, perché sono tempi veramente complicati, e io spero che in tutti, noi per la nostra parte, ma anche le istituzioni per la loro, magari riusciamo a sostenere e a migliorare questa situazione. Noi sicuramente, se ci viene richiesto, il nostro apporto lo diamo, non ci tiriamo mai indietro davanti a queste cose, a queste difficoltà, solo che da soli sicuramente in questo momento non ce la farà nessuno, dobbiamo fare squadra, fare paese e in tutti trovare una soluzione a questo degrado sociale.
Allora andiamo a vedere anche quello che ha detto Mirella proprio su questo caso, perché se nessuno mi aiuta, dopo 2 settimane da sola non vado più da nessuna parte. Bisogna appunto avere una logistica per andarli a prendere, si alzano molto presto al mattino, non c'è la corriera, non c'è il treno, perciò bisogna andare su questo albergo che li ha ospitati, l'unico che ho trovato a Villa Fiorita a Monastier, ma loro devono alle 6 del mattino devo prendere il treno. Allora andiamo a sentire anche cosa dico, perché veramente è una situazione veramente imbarazzante, perché io voglio continuare. Sì, voglio continuare, però bisogna anche capire, Codognato, che anche qualcun altro deve fare la propria parte. Abbiamo un grande mondo del volontariato, è possibile che non ci siano dei pulmini che vanno a prendere questi ragazzi a portarli al lavoro, perché la corriera fino ad andata ora non c'è, il treno arriva presto, c'è qualcosa che non torna. Ecco, cosa dice Codognato? Cosa si potrebbe fare? Mirella, secondo me le cose che si possono fare sono molte, in realtà poi ci sono molti settori in cui c'è bisogno di lavoratori, quindi adesso gran parte di certi lavori, come si suol dire, gli italiani non li fanno, e quindi ringraziamo Dio, già i Fincantieri per esempio, non so come andrebbe avanti se non ci fossero appunto soprattutto i ragazzi del Bangladesh, ma guardiamo anche i ristoranti. Ormai in realtà gran parte della nostra economia è trainata da lavoratori stranieri, quindi in realtà il lavoro ci dovrebbe essere pagato in modo molto più dignitoso, dovrebbe esserci la possibilità di avere degli affitti adeguati a quelli che sono gli stipendi, non affitti che ti portano via tutto lo stipendio. Quindi chiunque può fare la propria parte. Il problema, Mirella, è secondo me che c'è una mentalità fondamentalmente, in parte, adesso uso la parola forte, razzista. Non so se si possa chiamare razzismo, però io vedo, almeno nella mia città, anche proprio una forma di disgusto anche nel vedere uno vestito diversamente da noi. Quindi qua bisogna fare un gran lavoro, quello che dici te, volontariato, imprenditori, che tra l'altro tanti imprenditori hanno lavoratori stranieri, quindi non si può assolutamente dire che siano tutti, cioè in realtà la loro parte la stanno facendo, però mi sa che bisogna cominciare anche a fare un po' una trasformazione culturale, che la vedo molto dura. Tu all'inizio dicevi una cosa molto interessante, io mi ricordo anni 80 non c'era una percentuale molto alta di extracomunitari. Qua a nord ce l'avevamo a morte con quelli che chiamavamo terroni. Adesso abbiamo cambiato prospettiva, i terroni, tra virgolette, sono con noi e noi ce l'abbiamo adesso con gli extracomunitari. In particolare prima ce l'avevamo con gli albanesi, perché erano arrivati in massa, e adesso ce l'abbiamo molto con i popoli musulmani, soprattutto perché magari hanno delle necessità, tipo quelle della moschea, che noi assolutamente non accettiamo, anche portando avanti una nostra presunta grande fede cattolica, cristiana. Poi nessuno va più in chiesa, ma quando c'è da andare contro i musulmani siamo tutti con i crocifissi in mano. Non possiamo continuare ad alimentare questa rabbia, questa violenza. Come diceva Codognato, una volta si vedevano queste scritte sui ponti: Roma ladrona, la Lega non perdona, dai Etna che ce la fai. Adesso si vede scritto fuoco i CPR. Ecco, capite che sono questi centri, capite che bisogna iniziare invece ad agire nel meglio. Cosa dice ingegnere? Cercare di far capire invece l'importanza della persona che vuole integrarsi, che vuole lavorare, che vuole una vita dignitosa. Ecco, avete sentito, prima ho detto il sindaco di Malo è un musulmano, perché siccome l'altro giorno ho ricevuto questa telefonata, dicevo saremo invasi dai musulmani, ecco, per far capire, ed è un salviniano. Allora andiamo a sentire cosa dice Mirella, poi voglio sentire anche l'ingegner Dabroi.
Ultima notte in hotel per i migranti sgomberati dal Park dal Negro, nonostante nelle ultime ore, oltre all'imprenditrice che aveva deciso di prolungare il suo sostegno fino a domenica, si sia fatta avanti anche un'altra persona disponibile a pagare l'albergo per un'ulteriore settimana. Ma non basta, dice Mirella Tuzzato, che da 2 settimane con i volontari di Veneti schiacciati dalla crisi accompagna i migranti a prendere il treno ed il bus per andare al lavoro. Mi sembra che l'abbiamo scritto in lungo e in largo di cosa ha bisogno per andare avanti questo progetto. Ha bisogno di solidarietà anche nel trasporto. Abbiamo pulmini, abbiamo volontari che si offrono, fatevi sentire, perché io stasera chiudo, è finita la settimana per questi ragazzi, se io non trovo un aiuto io non vado più da nessuna parte, perché da sola io non ce la faccio più, questa è la verità. E i miei volontari anche loro sono stanchi, perché devo alzarsi la mattina alle 5 per andare a prendere questi ragazzi a Villa Fiorita. Mirella Tuzzato si rivolge anche ai datori di lavoro di questi migranti. Che si facciano sentire, perché è l'ora che anche l'imprenditore si prenda le proprie responsabilità. Se questi ragazzi lavorano e sono ragazzi per bene, seri, che fanno il loro lavoro, devono essere assolutamente supportati da questi imprenditori. Nel frattempo, per venerdì è stato convocato in prefettura Treviso un tavolo nel quale verrà affrontato il tema dell'istituzione di un nuovo sportello casa specifico per i migranti, un tavolo allargato che mira a coinvolgere tutti i soggetti interessati. Per la prima volta ci sarà anche l'associazione Partecipare il Presente, che unisce organizzazioni imprenditoriali, sindacali e del volontariato, e proprio il coinvolgimento degli imprenditori viene visto positivamente in comune a Treviso sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Dal mio punto di vista sarebbe auspicabile che un'azienda che assume in regola dei lavoratori stranieri dovrebbe in qualche maniera prodigarci essa stessa per aiutarli a trovare una sistemazione, perché se è vero che sono dei lavoratori in regola ed è manodopera preziosa, è giusto che anche chi ne usufruisce dia il suo contributo per dare una sistemazione definitiva. Quindi deve essere un'azione fatta di concerto tra i vari soggetti interessati. Tra i vari soggetti interessati un'amministrazione comunale è il soggetto più marginale, cioè quello che si trova a gestire un'emergenza, non che l'ha creata e non che la deve risolvere. Sicuramente è molto importante l'allargamento del tavolo con Partecipare il Presente, che è un'associazione che ha sindacati e anche imprenditori, perché è molto importante che il mondo dell'imprenditoria, che peraltro utilizza, diciamo così, come lavoratori questi migranti, intervenga. Questi hanno bisogno di una casa e anche la possibilità di spostarsi agevolmente con dei mezzi pubblici. Io spero che questo tavolo così ampio sia veramente fonte di una soluzione. E la questione, prosegue Tocchetto, deve essere allargata anche agli altri comuni della provincia. È necessario che si apra anche ai comuni contermini, perché questi lavoratori non lavorano solo a Treviso, lavorano da Paese a Conegliano e mi tengo molto larga, per cui è necessario che a questo tavolo ci sia anche l'intervento degli altri comuni, perché non può gravare ovviamente tutto sul comune di Treviso. Abbiamo Nadia in linea, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io volevo dire una cosa. Ma questi lavorano, hanno un titolare. Perché questo titolare non trova delle stanze, non trova vicino al lavoro? Perché io ti posso dire, dove lavora mio figlio c'è un extracomunitario e veniva da Santa Maria di Sala. Al mattino si alzava alle 4:30, 5 e il titolare le ha trovato una stanza vicino al posto di lavoro per non fargli fare la strada. E adesso gestisce, va sulla sua stanza, si fa da mangiare, si fa... Allora, ci sono anche questi titolari che dovrebbero provvedere, li fa comodo alle persone, ma dargli anche un posto da dormire? Viva Dio! Loro hanno anche più la gente a dare la stanza a un titolare che viene come garante. Sono più fiduciosi, diciamo.
Questo è una mia pensiero, una mia idea, che dovrebbe essere il titolare, trovare il posto di lavoro dove vanno a lavorare, un posto da dormire, da mangiare e tutto quanto. E non serve che vengano trasportati di qua e di là, insomma. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie cara Nadia, come vedete il buon senso, cerchiamo di lavorare col buon senso. Grazie Nadia, pubblicità. Siamo con l'ingegnere Andrea Dabroi, coordinatore nazionale ANA Protezione Civile, con Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adicomestre. Allora ingegnere, so che lei voleva aggiungere qualcosa a quello che ha visto il servizio con Mirella e a quello che ha detto Nadia. Allora, intanto mi fa piacere che sia stato istituito un tavolo così ampio, coinvolgendo tutte le istituzioni, dal volontariato all'imprenditoria, a chiunque possa dare un supporto. Poi stavamo discutendo nel tempo di pausa, per esperienza personale, essendo ingegnere industriale, quindi lavorando per aziende anche di grandi dimensioni, recentemente in Romania, negli stabilimenti grandi, dove la povertà era diffusa fino ad anni fa e adesso sta migliorando molto la situazione economica, le imprese si organizzano con degli autobus. La mattina c'è un autobus che fa da navetta, va a caricarli a un percorso suo, carica i vari operai, chiamiamoli tra virgolette, e li porta a destinazione. E poi viceversa la sera a mezzogiorno gli danno il servizio mensa, ovviamente, e quindi è un sistema dignitoso anche per quelle persone che magari vivono su quei villaggetti estremamente poveri e magari non avrebbero il mezzo, dovrebbero alzarsi alle 3 di mattina per arrivare a lavorare. Famosi pendolari. Pendolari, no? Quindi volendo, coordinandosi tra tutti si possono trovare delle soluzioni dignitose per queste persone, insomma. Basta Sono volerlo. d'accordo anch'io, basta fare squadra, Basta fare squadra. Ecco, aver voglia di mettersi in fare gioco. Paese, voler che la nostra società futura sia migliore. Anche perché è un bene della comunità, certo. Se la comunità sta bene, stiamo bene tutti. Questo è quello che vogliamo capire. Allora andiamo a vedere anche Alpini martedì, andiamo a sentire e poi commentiamo. Siamo pronti per Genova, per noi è la grande festa dell'anno, è come ritrovarsi in famiglia a Natale e anche quest'anno saremo un bel gruppo, prevediamo dalle 150 alle 200 presenze dei nostri alpini, anche in sfilamento, e decisamente è l'appuntamento che tutti noi aspettiamo. C'è grande attesa per la Dunata di Genova e per Stefano Bonotto, presidente dell'ANA Marostica, quest'anno l'impegno nazionale ha quel pizzico di sale in più. Per lui è la prima volta alla guida della storica e gloriosa sezione che porta il nome del tenente Cecchin. Assieme a Bonotto una nutrita rappresentanza dai gruppi che fanno capo alla cittadina murata, per un evento che li vedrà ancora una volta protagonisti con il loro carico di memoria. Siamo convinti che Genova sarà un'altra bellissima Dunata, perché la città è molto bella e sicuramente saprà partecipare alla nostra festa. Poi, messa in archivio a Genova e archiviato pure il raduno triveneto del terzo raggruppamento in programma a Gemona a giugno, sarà il momento di premere sull'acceleratore per l'organizzazione della Trivenetal del 2028, che è stata affidata proprio a Marostica. Una sfida lanciata dal presidente uscente Fortunato Pigato, che Bonotto e gli alpini della sezione hanno raccolto con grande entusiasmo. Abbiamo Franco da Feltre, ciao Franco! Caduta la linea, vabbè, riprendiamo Franco. Codognato, cosa vogliamo dire allora? Ecco, questo staccare la spina, ecco, questo cercare di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, cosa che dobbiamo fare assolutamente tutti quanti noi, ma soprattutto il problema di questi generi alimentari, queste bollette, qua se Trump non si ferma, che se decide finalmente di dire basta, veramente siamo tutti in bilico, questa guerra a 2 passi da casa, perché ce la dimentichiamo, sì. Ma ce l'abbiamo a 2 passi da casa. Prego Codognato. Guarda Mirella, ti dico che ormai anche noi che facciamo le nostre indagini, le nostre analisi, cominciamo a non capirci più niente, perché sinceramente oggi leggevo che adesso la bolletta del gas diminuirà, però attenzione a quella elettrica che comunque viene fissata trimestralmente, quindi facciamo fatica anche noi a capire cosa stia succedendo. La cosa certa è che noi viviamo tutti i giorni situazioni di famiglie sempre più in difficoltà. L'inflazione è palese, il carrello della spesa lo diciamo sempre, e gli stipendi
non bastano, gli affitti sono troppo alti. Noi vediamo una situazione in cui la povertà sta aumentando in modo incontrollato. E la povertà, non quella povertà della persona che non riesce appunto a mettere un piatto in tavola, come abbiamo visto ad esempio che succede a certe persone straniere, ma la povertà quella proprio in cui una famiglia deve farsi i conti su ogni cosa, appena c'è un imprevisto non riesce a far quadrare nulla, deve farsi le rate, insomma è una realtà nella quale, al di là di non arrivare a fine mese, si crea un'angoscia interna per cui non siamo più molto sereni, non siamo per niente sereni. Un secondo solo, perché è ritornato Franco da Feltre, se no cade la linea. Vai Franco. Sì. Ciao Mirella, intanto ti faccio i complimenti per la tua trasmissione. Grazie. Quello che mi ha dispiaciuto di aver visto un sindaco di Genova che abbiamo portato gli alpini, che ha detto che portiamo disordine, portiamo questo, noi siamo veri alpini e siamo orgogliosi di essere, però un sindaco di quel genere là non può trattare gli alpini che hanno dato sempre e ancora sempre per tutti. Ciao Mirella, grazie. Ciao caro Franco, non penso sia proprio così, è vero? Ecco, spieghiamo ingegnere, perché veramente forse non penso che la Salis, anzi mi sembra che abbia... La Salis ha cercato di buttare acqua sul fuoco, quindi di cercare di creare un clima di accoglienza e che sia una gioia, una festa per tutti, compresi i genovesi. Li ha invitati anche a partecipare alla nostra manifestazione per condividere la gioia che noi cerchiamo di portare di quei 3 giorni, la festa e anche i valori che cerchiamo di trasmettere in quei 3 giorni in tutte le cerimonie che ci sono. Ricordo che noi siamo un'associazione di 330.000 soci che credono in un valore sano che è la patria e lo trasmettiamo lì. Diamo un'altra volta il numero, perché 330.000 soci. Avete sentito? Sì. Quindi quando ci muoviamo e andiamo tutti coesi con i nostri sacri valori e cerchiamo di trasmetterli e lasciarli. E quando veniamo via da una città sfido chiunque a trovarci un posto dove lo lasciamo sporco o quelle cose là. Poi abbiamo un'organizzazione dietro che si occupa proprio di questo, di curare la città e di lasciarla più pulita di quando la andiamo a trovare, e anche di lasciare delle opere. Abbiamo anche lì un gruppo dei quali una parte mia della protezione civile, che lasciamo un'opera per ogni città che andiamo a fare, la sceglie il comune e noi gliela portiamo a termine gratuitamente. Quindi il nostro spirito è questo: veniamo, facciamo festa con voi e vi lasciamo pulito e torniamo via. Allora Codognato, continuiamo il discorso, lo terminiamo, e come ci saluta Gianluca Codognato, veramente far capire anche l'importanza di queste associazioni. Dove c'è qualche problema rivolgetevi a loro, perché sono associazioni che possono veramente aiutarmi, è una comunicazione, è veramente un punto di riferimento che è importante. Prego Codognato. Sì, Mirella, hai detto una cosa giustissima, perché noi ci rendiamo conto che molto spesso, e questo secondo me è sbagliatissimo, il cittadino, l'utente da solo non riesce a portare a casa nessun risultato. Appena si rivolge a noi o alle altre associazioni e quindi c'è un intervento da parte delle associazioni dei legali, fatalità, il problema l'80% si risolve. Quindi ecco, voglio dire, il cittadino è un po' da solo nelle sue battaglie personali. Noi siamo qua ovviamente per aiutarli, molto volentieri, è il nostro lavoro, però ecco, le istituzioni dovrebbero essere più vicine al cittadino quando anche propone le proprie istanze da solo e chiede una difesa da solo, e invece ha sempre bisogno del supporto. Per carità, noi siamo felici di darglielo, però ecco, sempre di più, soprattutto con le truffe, Mirella. Un giorno riprenderemo l'argomento, perché è una cosa incontrollabile. Ne parlo tutti i sabati, abbiamo fatto lezioni di sicurezza sulle truffe, non so più di così. Certo che dormimo anche abbastanza, però noi altri, perché delle volte veramente, con tutto quello che si dice possibile, ma veramente possibile, mamma mia, sveglia Veneti, per carità, ma svegliatevi. Grazie a Gianluca Codognato, devo chiudere Gianluca, grazie che sei stato con noi, responsabile comunicazione Adico di Mestre. Ingegnere Andrea Dabroi, come ci saluta, con quale messaggio? Intanto in bocca al lupo per questa importante adunata a Genova. Io vi saluto dicendo che stiamo partendo tutti per Genova e cerchiamo di portare i nostri valori e la nostra gioia, e lasceremo sicuramente una traccia indelebile per quella città.
Grazie Mirella di avermi invitato e buona giornata a tutti. Grazie a lei ingegnere, veramente grazie anche per la sua pacatezza, la sua veramente sensibilità, fa bene al cuore avere persone così. Grazie, pubblicità. È un piacere avere ospite il dottor Francesco Roberto, politologo, esperto in difesa. Allora, dottor Roberto, cosa ci racconta? Com'è la situazione proprio con tutte guerre, 77 guerre nel mondo, c'è una cifra pazzesca. Questa violenza, ma questa violenza inaudita, questi crimini di guerra, cosa sta succedendo? La storia non ha insegnato niente, dottore. No, la storia non insegna perché la variabile peggiore, la variabile quella ricorrente nella storia è proprio l'essere umano. Marx diceva, ma come d'altronde anche Collingwood, diceva che la storia non si arricchisce, non combatte, è l'uomo vivente, l'uomo reale che invece cerca di arricchirsi, cerca di combattersi. Stemperando un po' il tema delicato, basti pensare tra vicini cosa succede spesso, tra compaesani, ecco, tanto per tornare nel nostro territorio più piccolo. Collingwood invece, similarmente storico, anche lui vissuto tra la fine dell'800 e il 900, diceva che l'unico indizio che si ha per capire che cosa l'uomo può fare è ciò che l'uomo ha fatto. Questo riprende proprio la ricorrenza continua, è l'essere umano la variabile. La situazione mondiale non è sicuramente serena, stiamo assistendo al riarmo più veloce degli ultimi 100 anni, forse similarmente e con le stesse dinamiche lo si è avuto prima della Grande Guerra, tema molto sentito nel nostro nord-est, nei nostri territori. Ma più che le 77 guerre, e più, anzi, perché in realtà i conflitti microregionali sono molti di più che stanno caratterizzando in questo momento il nostro pianeta, sono 3 i focus che colpiscono i nostri concittadini e sono principalmente la crisi mediorientale riapertasi, e uso non a caso il termine riapertasi perché è sempre stato un conflitto latente qualche mese fa e che sta investendo non solo il 20% del petrolio, del gas liquefatto che transita attraverso lo Stretto di Hormuz, ma colpisce il carrello degli italiani, dei tedeschi, dei francesi, dei polacchi, degli stessi americani, perché si sa benissimo che a causa delle mosse avventate del Pentagono gli stessi agricoltori americani soffrono la crisi dei pesticidi, dei fitofarmaci, perché hanno avuto un rincaro assoluto. Basti pensare che su base annua i nostri i metalli, chiamiamoli metalli per rimanere un attimo vago, non scendere nel dettaglio, in Italia hanno subito un rincaro del più del 50%. Il secondo calderone, la seconda crisi è quella che ormai persiste dal 2014, perché non dimentichiamoci che il conflitto tra Ucraina e Russia è esploso nel febbraio del 2014, quindi quasi 12 anni fa, anzi più di 12 anni fa ormai. Ed è una guerra, un conflitto vero e proprio. Spesso dicono che sia il primo grande conflitto su terra europea. Ci siamo forse dimenticati dei conflitti in Bosnia, in Croazia, in Jugoslavia. Io ero piccolo, sono del 91, ero piccolo ma me lo ricordo bene, mi ricordo bene il rombo degli aerei che decollava. E quindi abbiamo questa discrepanza che è caratteristica della popolazione occidentale del mondo, della parte ricca del mondo, che vive il conflitto una tantum per la prima volta e lo vive in maniera drastica e impattante. Ma non dobbiamo dimenticarci che in giro per il mondo, soprattutto sto parlando dell'Africa, nel sud-est asiatico, ci sono conflitti che durano da decenni. Infatti mi ricollego a quello che le diceva poco fa. Quindi la situazione è un calderone in continua evoluzione. Io prima di intervenire nel suo programma, tra l'altro vi ringrazio per l'invito, ho letto gli ultimi aggiornamenti perché la politica estera evolve continuamente. Beh, con Trump direi di ora in ora sì, evolve. Di minuto in minuto. Una cosa incredibile. Però quello che spaventa è che non sappiamo, ecco, le ripercussioni come finirà, perché noi non possiamo resistere a lungo. L'Europa, ecco, l'Europa che passi dovrebbe fare? Come si sta comportando, secondo lei? Questo riarmo che specialmente dalle persone in difficoltà, anche dagli italiani, non è visto bene, ma come tutti quei soldi per armare non va bene, noi non vogliamo, i giovani che sono contro le guerre, sono loro che protestano. Prego, dottor Roberto. Certo, in realtà abbiamo degli scenari diversi
diversi, per ogni calderone che ho citato prima, lo chiamo calderone per stemperare sempre un po' ovviamente il tema molto importante, molto cupo, scenari che passano dal cosiddetto appeasement, quindi scenario positivo, all'escalation, perché dobbiamo tenerne conto, non possiamo escluderlo, non si può mai utilizzare il termine impossibile quando si parla di geopolitica. Quindi per fare un ensemble di tutti e tre, senza sminuirne uno piuttosto che l'altro, abbiamo sicuramente la possibilità, ed è la speranza credo di tutti, che la bolla ad un certo punto ritorni, si trovi una via, la cosiddetta via della pace, quella che spesso cita, che sia una pace però giusta, che citano i papi, le guide religiose, per collegarsi più al fedele che spera, ecco, nella risoluzione positiva. Poi abbiamo ovviamente la situazione transitoria di mezzo, che è quella, se possiamo prenderne una ad esempio, quella che è stata adottata tra Ucraina e Russia dal 2014 al 2024, quando poi c'è stata la cosiddetta operazione speciale voluta dal Cremlino e di conseguenza l'invasione su larga scala, che non è una condizione di pace, dimentichiamoci questo concetto, ma di armistizio. E l'armistizio cosa porta? La situazione tra Nord Corea e Sud Corea, quando abbiamo due paesi completamente in stallo, con una fascia demilitarizzata e delle tensioni contrastanti e continue. I sudcoreani e i nordcoreani si sono affondati navi della Marina, si sono abbattuti aerei a vicenda, quindi conflitti che continuano. E poi ovviamente c'è la via dell'escalation, che è quella del... faccio un esempio banalissimo: non si trova un accordo nello stretto di Hormuz, l'Unione Europea decide di appoggiare militarmente, con questo non voglio ovviamente dare la colpa all'Unione Europea, ma sto ipotizzando uno scenario, appoggiare militarmente una risoluzione bellica da parte degli Stati Uniti sull'Iran, quindi la cosiddetta, anche se non dico impossibile perché altrimenti mi contraddirei, ma molto remota, dei boots on the ground, quindi i piedi sul terreno, quindi un'operazione di terra sull'Iran è molto difficile. E allora l'Iran ha minacciato, perché dobbiamo prendere le notizie ovviamente certe, ha minacciato ritorsioni sulle stesse basi americane in Europa, piuttosto di qualsiasi altro alleato. In Europa ci siamo anche noi. E in Europa ci siamo anche noi. Allora andiamo a vedere anche questi, andiamo a Pordenone, devo correre purtroppo perché devo far entrare anche un altro ospite. Abbiamo protezione civile con i droni, andiamo a Pordenone. Le nuove tecnologie, le tecnologie dronistiche avranno sicuramente un grandissimo impatto non solo per la protezione civile ma per tutti, per esempio nella gestione delle emergenze, ma anche in senso di prevenzione. Passi avanti tecnologici per la sicurezza del territorio. La Protezione Civile regionale ha abilitato 39 nuovi piloti di droni in tutto il Friuli Venezia Giulia. Si è espresso così l'assessore all'ambiente Mattia Tirelli ai nostri microfoni in merito alla questione. Il gruppo comunale di Pordenone riceverà un moderno dispositivo aereo che sarà dislocato stabilmente in sede. Uno strumento che diventerà fondamentale per la ricerca di persone scomparse e per il monitoraggio preventivo delle sponde fluviali, permettendo di coordinare meglio gli interventi tra cielo, terra e acqua. Ho avuto la notizia dall'assessore regionale Riccardi che uno di questi droni nuovi di protezione civile arriverà a Pordenone, quindi siamo molto contenti, perché pensiamo per esempio noi che abbiamo un fiume da gestire, da monitorare anche in tempo, come dico io, di pace, non solo di guerra quando ci sono le emergenze, quindi pensiamo a tutta la parte che riguarda il controllo sponde o monitoraggio degli ostacoli in alveo, e quindi una tecnologia che abbiamo già sperimentato con successo a Pordenone, ma rafforzata sicuramente con questo nuovo drone della protezione civile regionale, proprio servirà proprio per perlustrare il nostro fiume, renderlo ancora più sicuro e anche e soprattutto per i cittadini. Saluto Gianluca Fraioli, segretario UIL di Treviso, grazie di essere qui segretario, però volevo tornare un attimo a questo servizio che abbiamo visto per parlare di droni. A me fanno una paura da morire, dottor Roberto, se devo dire la verità, perché veramente è un'arma micidiale, se usata nella maniera sbagliata è un'arma veramente terribile. Prego dottore, vediamo cosa vuol dire anche riarmo, parliamo anche di questo. Mi collego a quello che ha detto lei sul drone. Esiste adesso
senso, se prima i nostri nonni la citavano spesso, no? Io adesso sorridendo ripenso a mio nonno quando mi diceva tu sei la generazione fortunata, quello che non vedrà le guerre. Bisognerebbe contestualizzare. Esisteva la sindrome da bombardamento, quindi il fischio della bomba in caduta, l'avvicinamento dei bombardieri. Treviso ha sofferto uno dei più pesanti bombardamenti. Pippo che di notte colpiva a caso, in realtà cercava la luce, cercava i piccoli convogli. Adesso esiste la sindrome da drone. C'è proprio una sindrome riscontrata nei pazienti, quindi a livello psicologico, che all'avvicinarsi di un ronzio, che può essere anche un ronzio banalissimo, il paziente ha delle crisi di nervi, tende a coprirsi, come le esplosioni per i Marines impegnati, mi ricordo, in Iraq nel 2003 e in Afghanistan nel 2001. Quindi c'è un'evoluzione della guerra, un'evoluzione che non riguarda solo la macchina, ma riguarda purtroppo in termine negativo, anche se sempre in accezione negativa la guerra, anche l'essere umano. Il riarmo, in realtà è errato utilizzare la parola di riarmo, anche se l'ho utilizzata io stesso all'inizio. Perché? Perché noi abbiamo vissuto dal 1949, quando è stata fondata la NATO, sotto l'ombrello degli Stati Uniti. Richiamo un po' il concetto di leva obbligatoria. Avevamo un esercito di più di 400.000 soldati, sto parlando dell'Italia, tutti schierati ovviamente lungo il confine orientale. Basti pensare alle 1000 caserme, 1000 è un numero ovviamente per ingigantire, in Friuli, Pontebba, la stazione fantasma, ok? Avevamo tutta un'infrastruttura garantita però da dei flussi costanti di denaro che arrivavano dall'Occidente estremo, quindi dagli Stati Uniti, il vincitore della Seconda Guerra Mondiale, perché poi sapete benissimo che non si poteva contare sulla Russia per ovvi motivi ideologici e poi politici. Dal 1991 l'Europa ha deciso, anzi in realtà aveva già deciso ben prima, di investire tutta in una serie di servizi al servizio del cittadino, passatemi il termine, il welfare, la sanità, quindi le infrastrutture civili, perché ovviamente usciva distrutta dalla guerra e conveniva, doveva essere così, in un disegno ideologico corretto di pace, di convivenza tra popoli. Il punto è che, riprendo quello che le dicevo all'inizio, la variabile ricorrente nella storia è la variabile umana, quindi c'è sempre una figura che ricerca, una figura nel mondo che poi governa uno Stato e quindi riesce, un leader, che non è un leader positivo ma un leader distruttivo in questo caso, che riesce a riprendere il concetto bellico all'interno di una nazione e trasformarla in un avversario. Ergo l'Europa si è riscoperta sguarnita, le nostre forze armate non hanno avuto per anni i fondi per adeguarsi all'evoluzione tecnologica. Non sto parlando di avere 5.000 carro armati, 10.000 aerei, sto parlando di avere le forze sufficienti per... Sa, dottor Roberto, che in molti mi dicono di chiedere, quando appunto avessi avuto degli esperti, ecco, perché fa così paura un esercito europeo? Un esercito dove veramente tutti quanti, ecco, siamo uniti per avere questa forza? Non glielo so dire, nel senso che personalmente, ma basandomi su studi e poi su concetti di funzionalità, l'esercito europeo ci alleggerirebbe, cioè, o meglio, alleggerirebbe ogni nazione, quindi ogni cittadino, da spese militari in più. Vi faccio un esempio pratico. L'Italia ha 5 tipi di trattori stradali militari. Okay? La Francia ne ha altri 5, la Germania ne ha altri 6. Questa catena logistica è diversa a livello anche e soprattutto di manutenzione, pesa sulle tasche del cittadino. Certo. Avere un esercito europeo vorrebbe dire uniformare la difesa europea. Vengo dal rugby, io facevo rugby quando ero più giovane, il concetto di squadra, non si può più essere delle singole isole nel mondo a livello di difesa, a livello economico. Allora, a livello economico l'Europa ha gettato le basi e la sta costruendo pian piano. A livello di difesa probabilmente bisognerebbe fare lo stesso per alleggerire gli stessi cittadini da quel carico che è la diversificazione militare. E anche l'Europa sarebbe più forte. Sarebbe assolutamente più forte, ma non tanto quanto pedina sul campo, quindi in maniera offensiva, ma in maniera difensiva. Della serie, l'Europa si vedrebbe finalmente completa dell'ultimo tassello. Sentiamo, ecco, il segretario Gianluca Fraioli cosa ne pensa, perché è una guerra tutti i giorni anche per il cittadino, il consumatore, il lavoratore, tutti quanti siamo dentro. Delle volte mi dicono: Mirella, non usare la parola guerra perché non è guerra, non so cosa si può chiamare quando esci di casa e vedi quello che vedi, ecco, e cosa incontri. Prego, segretario. Beh, innanzitutto grazie Mirella per l'invito, ho ascoltato adesso il dottor Roberto. Non è guerra, è un disastro.
io userei più la parola disastro, trasversale, che colpisce sia le aziende sia il cittadino. Ora è stata fatta prima un'analisi, io non me ne intendo, delle questioni tecniche, di questi droni, di piccoli droni, grandi droni, tutto quello che ci viene, passatemi anche qua il termine, propinato dai servizi giornalistici, che alcuni oggi dicono una cosa, poi dicono l'esatto contrario, cioè il panorama non è chiaro. L'unica cosa che per noi è chiara in questo momento è gli impatti che queste diverse guerre stanno locali, ma in realtà sono guerre mondiali, perché interessano tutte le nazioni, anche per le ricadute. L'ultima l'abbiamo quella relativa, che ormai è diventata quella relativa al petrolio. Mentre venivo qua stamattina, buttavo l'occhio ai prezzi dei distributori e dicevo, oh, che bella cosa, vedo che anche oggi sono aumentati di quei 5 centesimi. Noi adesso io ci scherzo, ma c'è poco da scherzare su questa condizione qua. Parlavi prima dell'esercito europeo, no? La domanda che ci facciamo noi in questo momento come Will è: ma c'è l'Europa? Ma esiste l'Europa? Il famoso patto di stabilità, i veti incrociati che vengono fatti da questa o quella nazione che compongono l'Europa, più passa il tempo, più io credo, ma questa è una mia considerazione personale, credo che oggi l'Europa non esista, ma sia semplicemente un insieme di governi, nazioni unite solamente sotto il profilo economico, senza nessuna prospettiva di medio-lungo termine. E questo ci preoccupa perché comunque stiamo registrando purtroppo anche a livello di sistema produttivo, anche nella provincia di Treviso stiamo registrando delle forti preoccupazioni e non vediamo per il momento delle soluzioni strutturali o comunque che diano anche comunque ai cittadini, alla lavoratrice, al lavoratore che è preoccupato per il mutuo, perché è preoccupato per come arrivare al lavoro, per il fatto che oggi io spendo 100-200 euro in più per riuscire a raggiungere il mio posto di lavoro, perché c'è l'aumento della benzina, perché quando vado al supermercato spendo anche là di più per il semplice motivo che i beni, cioè la filiera, sta avendo delle ripercussioni in termini di energia. Noi siamo un paese non indipendente sotto il profilo dell'energia, ma altamente energivoro. E questo noi non lo dobbiamo dimenticare. Poi in questo momento ognuno cerca di fare quello che può fare, ma se il panorama cambia dall'oggi al domani, oggi noi mettiamo in piedi un ragionamento, domani vi abbiamo smentiti perché arriva l'ennesima dichiarazione che ci dice l'esatto contrario rispetto a quello che ci diceva prima, capisco che possa essere anche difficile mettere in piedi politiche anche economiche di lungo respiro. Però fa molto pensare, questa mattina leggevo che è saltato anche il governo in Romania. E questo non è un bel sentire e soprattutto quello che si parlava di questa Europa, però l'Europa esiste quando abbiamo bisogno di soldi, vediamo qui i fondi del PNRR. Ecco, noi come italiani abbiamo preso tutto quello che potevamo prendere, non abbiamo guardato e pensato se eravamo in grado di prendere tutto e di realizzare tutto. Adesso dobbiamo restituire gran parte dei soldi che abbiamo ricevuto. Allora in quel caso l'Europa andava bene, in altri casi l'Europa non esiste. Anche noi dobbiamo anche culturalmente capire dove vogliamo parare, con chi vogliamo parare e qual è l'obiettivo, perché se l'obiettivo è quello di impoverirci sempre di più, anche no, però io qua ho aziende, ho imprenditori, ho politici, ho esperti, ho ricercatori e tutti quanti sono molto preoccupati, dottor Roberto. Ecco, è facile dire, io cerco di dirlo, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno perché bisogna anche dire così, però la realtà è veramente dura e non si può più continuare a vivere con 1.500 euro. E poi sentire che pochi della grande finanza gestiscono milioni e milioni come fossero caramelle. Abbiamo sentito gli ultimi, senza fare nomi, di certi politici che girano 200 milioni, 150 milioni così. Ecco, e noi, come dice Fraioli, siamo fatica veramente a sopravvivere. La maggioranza, questi imprenditori che molti bravi, ma tanti devono fare anche la loro parte, Fraioli, perché
perché non è così semplice, abbiamo bisogno di lavoratori, questa rabbia che cresce contro il diverso, si ha paura del diverso, e questi imprenditori che devono anche loro mettono, ecco, io darei anche questa lettera permesso al segretario Fraioli per far capire che anche il sindacato deve fare la sua parte, come questa imprenditrice dice, perché da soli non si va da nessuna parte. Però, dottor Roberto, c'è questa guerra vicinissima, che fa molta paura agli addetti ai lavori. Non siamo così tranquilli, ce l'abbiamo qui a 2 passi da casa. Ecco, non è che dobbiamo andare molto lontano. Questa guerra che sta mettendo in ginocchio anche le nostre attività, le nostre industrie. Prego. Stiamo parlando, della guerra in Ucraina. In Ucraina, certo. Come diceva il dottor Fraioli, l'impatto lo si ha sul cittadino principalmente, lo si ha sul cittadino perché vengono a mancare, convengo sul concetto di energivoro, l'Italia è energivora ma non ha le infrastrutture per garantire l'approvvigionamento autonomo, probabilmente pecchiamo di scelte sbagliate fatte all'epoca, sto pensando anche semplicemente alle infrastrutture idroelettriche, certo è che in questo momento, seppur, ma credo poi c'entri molto la lunghezza temporale di una piuttosto che dell'altra guerra, l'impatto maggiore, bisogna misurarlo poi sul breve termine e sul lungo, lo ha il conflitto medio orientale, non tanto quello ucraino. Perché? Perché la situazione legata all'approvvigionamento petrolifero o gasifero, poi perdonatemi non sono un tecnico, credo si dica gasifero in questo caso, era stato risolto con delle politiche anche a livello di team, di squadra europea. Il conflitto invece nato e che sta coinvolgendo lo stretto di Hormuz avrà delle ripercussioni molto più lunghe. Io nel momento in cui interrompo una catena, un flusso, non è che, soprattutto un flusso di approvvigionamento petrolifero, non è che poi un giorno finisce il conflitto, oggi pomeriggio finisce il conflitto perché Trump e i Pasdaran, perché ricordiamoci che Iran non comanda più la guida spirituale, il figlio di Khamenei, ma comandano i Pasdaran, è un governo diverso, militare. Non è che si riaccenderà tutto e tornerà normale. La Banca Mondiale prevede, ad esempio, nelle previsioni più ottimistiche, che se si dovesse trovare un accordo entro la settimana o entro la prossima, la situazione tornerebbe probabilmente normale a gennaio 2027. Però diciamo anche, dottor Roberto, che questi eserciti sono sovvenzionati dai grandi stati, dall'America, dalla Russia e da altri, perché sono loro. Noi parliamo di Pasdaran, ma dietro al Pasdaran c'è uno stato importante, c'è un impero importante che lo sostiene, e allora ecco che non si riesce mai a trovare la quadra perché arrivi alla pace, perché sono sempre degli interessi enormi. Non è la guerra, sono gli interessi che ci sono dietro la guerra, l'arricchimento, l'ha detto anche lei prima, c'è qualcuno che vuole sempre arricchirsi sempre di più. Là il problema grande, Fraioli, e qui in Italia è lo stesso, qui ormai regna la grande finanza, ecco, dove veramente non si riesce a capire che fine farà questo paese, perché non è che possiamo resistere a lungo. Per fortuna che c'è il mondo del volontariato che aiuta, fortunatamente non si muore più di fame, devo dire la verità, anche ci si veste perché abbiamo questi banchi elementari che sono eccezionali, queste Caritas, tutte queste associazioni, però non è che si può tenere duro in eterno con 1.500 euro di stipendio o con 800 o 600 euro di pensione, visto che abbiamo la popolazione che diventa sempre più diversamente giovane, non vai da nessuna parte. In più ci mancano questi conflitti che pesano anche sulle famiglie, per poi alla fine pesano anche sulle nostre famiglie, sul carrello della spesa, sul carburante, sull'energia, e allora cosa si fa? Guarda Mirella, ti dico, per avere un dato, no? Noi abbiamo avuto il 2025 che ha chiuso con un raddoppio della cassa integrazione straordinaria rispetto, per quanto riguarda il Veneto, rispetto al 2024, e questo è già un dato. Abbiamo avuto una diminuzione per quanto riguarda i primi 3 mesi del 2026, una diminuzione dei contratti a tempo indeterminato, un aumento delle fuoriuscite, poi chiamiamoli licenziamenti, chiamiamole dimissioni, comunque dal mondo del lavoro, significativo rispetto al 2025, nei primi 3 mesi del 2026. Adesso abbiamo questa iattura, passami anche qua il termine, di questa crisi energetica
dove obiettivamente non vedo in questo momento soluzioni. Abbiamo un problema legato al patto di stabilità. Ricordiamoci che l'Italia è un paese altamente indebitato, ha un livello di indebitamento che non ha uguali in Europa. È stato siglato, è stato firmato 3 anni fa il famoso patto di stabilità che ci obbliga a rimanere all'interno di determinati paletti di deficit. La coperta è corta. C'è ancora la coperta, Fraioli? No, perché mi sa che non c'è più neppure la coperta. Noi siamo convinti, ad esempio, come sindacato, che la coperta ci sia. Meno male. Il punto è piegarla bene, estenderla bene la coperta, in maniera giusta. Adesso ti faccio un esempio, no? Adesso leggevo l'imprenditrice che scrive queste cose qua. Noi sulla questione della casa, che sembrava un argomento campato in aria, no? Il problema della casa per i lavoratori, che non è un problema da poco, che riguarda non solo gli stranieri ma riguarda anche gli italiani, perché questo grande movimento di persone tra il nord e il sud, fra il sud e il nord, non si realizza se io non ho una casa dove andare a vivere, cioè io il lavoro lo posso pure trovare. C'è un problema demografico, un esempio, proprio sulla casa, noi domani, te l'anticipo, noi domani avremo CGIL, UIL, CGIL e CISL insieme con altre componenti del mondo sociale. Avremo domani mattina un incontro con la prefettura, l'abbiamo fatto vedere prima, col prefetto di Treviso. Importantissimo. Ma su questo punto noi siamo già avanti come organizzazioni sindacali, perché sono 3 anni che abbiamo costruito con molta difficoltà e con numeri piccoli, perché qua c'è anche un problema di burocrazia in questo paese. Comunque siamo riusciti ad aggredire un po' la questione, ma qua c'è anche un problema demografico, lo scrive. Da qua ai prossimi 6 anni noi avremo bisogno di quasi 40.000 lavoratori solo per la provincia di Treviso, e il problema è dove andarli a trovare. Come UIL abbiamo costruito già l'anno scorso passami anche il termine, al nostro interno un'associazione, un'organizzazione che si chiama Enea, proprio per il discorso del Enea era un migrante, no? Sì. Aveva perso la sua casa. È un'associazione che lavora a livello veneto per cercare comunque di intercettare i bisogni anche di queste persone qua. Ma qua condivido, è impensabile oggi che sia solo il terzo settore o le organizzazioni, in questo caso le organizzazioni sindacali, ad affrontare il problema nei limiti e nelle possibilità che hanno anche altri attori. Fermo un secondo, segretario, perché abbiamo Francesco da Padova, se no mi cade la linea. Vai Francesco. Allora, Mirella, ti saluto. Sono quello di ieri che ti ho parlato delle sveglie, ma non importa, adesso non parlerò delle sveglie. Vai. Ecco, non parlo delle sveglie, non parlo. Però parlo con il sindacalista delle UIL. Parlo con quello delle UIL. Devi sapere, quello delle UIL, che il governo che c'è attualmente, che è da 4 anni che c'è, ecco, sappia questo sindacalista che ha dovuto sostenere 2 guerre. 2 guerre. Ecco, lei sa cos'è una guerra, no? Ecco, lei sa, petrolio alle stelle, carrello delle spese alle stelle, tutto alle stelle. C'era quello degli autotrasporti ieri, ma su tutto, è la guerra, E il PD parla chiaro, lui parla tranquillo, lui. Per 10 anni non hanno avuto niente, non hanno praticamente fatto niente. Questa qua è da 4 anni che ha dovuto sostenere 2 guerre. Correre in Qatar per il gas, correre in Azerbaijan per il gas, correre in Algeria per il gas, insomma ha dovuto impegnarsi parecchio, anche sebbene che voi poi la criticate, no? Perché i sindacati criticano sempre il governo, no? Perché per loro è tutto facile, no? Cominciamo anche a dire nome e cognome, che è la Premier Giorgia Meloni, no questa qua, dai Francesco, la Premier Giorgia Meloni, bravo. Sì, no, ma questa è la verità. Mirella tesoro, è la verità. Grazie Francesco, allora sentiamo cosa ne pensa e terminiamo col segretario Fraioli e poi sentiamo anche il dottor Roberto cosa ne pensa anche di questa telefonata che ha detto questo governo ha dovuto sostenere 2 guerre, questa Premier, non questa ma questa Premier Giorgia Meloni.
Beh, intanto ringrazio Francesco per l'intervento, però mi piace mettere alcuni puntini, nel senso che sull'ultima manovra noi come Will invece, ad esempio, ci siamo espressi, abbiamo detto è una manovra che viene incontro alle nostre richieste per quanto riguarda il mondo del lavoro, dove si mette il punto per quanto riguarda i contratti collettivi nazionali, dove si danno degli sgravi fiscali in merito ai rinnovi contrattuali, tutte le nostre... Ma come ho detto prima, la coperta è corta, ci abbiamo poco, quindi noi quello che possiamo fare lo si fa. Attenzione, no, come Will, noi non abbiamo referenti politici, vorrei essere chiaro in tal senso. Entriamo nel merito delle questioni qua. È vero che ci sono state 2 guerre, e questo è innegabile, forse più di 2 guerre ci sono state, se intendiamo la guerra in un determinato modo. Ricordiamoci anche le guerre dei dazi, che non sono cose da poco, perché quella è una guerra vera e propria. Ma a noi piace entrare nel merito delle questioni, perché semplicemente dire non ci piace questo, lo dicevamo anche con i governi precedenti, quello che non ci piaceva. Non è che il colore ci interessi, ma vorremmo mettere sul campo, noi abbiamo delle soluzioni, le offriamo, però ci piacerebbe anche che in questo caso alcune sono state prese, altre non sono state accettate, ma nella logica, nel confronto. Quindi, ripeto, ci sono manovre che non ci piacciono, manovre che ci piacciono, su alcune cose siamo stati critici, continuiamo a essere critici, come ho detto prima, sul patto di stabilità, che in realtà in questo momento non ci è mai piaciuto fin dal primo momento, ma allo stesso tempo siamo europeisti convinti, nel senso che per noi l'Europa ha un valore se è Europa. Se non è l'Europa dei veti, se è l'Europa del soccorso al proprio interno. Sentiamo anche il dottor Roberto, devo correre naturalmente perché il tempo è tiranno, cosa ne pensa sia di quello che ha detto il segretario Fraioli ma anche della telefonata di Francesco. Prego. Ringrazio anch'io ovviamente Francesco e il segretario Fraioli. Allora, in realtà il governo non ha sostenuto, lo dico da tecnico, non ha sostenuto 2 guerre perché nel conflitto medio orientale si è tenuto fuori. L'Italia in questo momento non è coinvolta direttamente, probabilmente paga le sanzioni come tutti gli altri stati che non ricevono più le merci come dovrebbero, il petrolio eccetera. Sulla scelta di sostenere l'Ucraina faccio una controdomanda. Mi chiedono spesso se scoppierebbe mai la terza guerra mondiale, no? Che è un po' il tema principale, la paura principale. Ecco, la domanda è... La risposta è anzi, scusatemi, no, non scoppia la terza guerra mondiale, ma la vera domanda che dobbiamo porci è: riusciamo a reggere questo lungo periodo di instabilità economica e di conflitti bellici in tutto il mondo proteggendo la propria sovranità? Ok, ecco, questa domanda va traslata su quello che è stato quella che è stata la fase iniziale dell'offensiva russa in Ucraina, perché dobbiamo sempre ricordarci dal punto di vista tecnico che c'è, e anche dal punto di vista giurisprudenziale, quindi il diritto internazionale, un aggredito e un aggressore in quel conflitto, e il resto del mondo doveva, quindi l'Italia compresa, sostenere lo sforzo di Kiev nella difesa della propria sovranità. Però, dottor Roberto, ecco. Papa Francesco diceva che è scoppiata la terza guerra mondiale solo a macchia di leopardo. Io sono d'accordo con Papa Francesco e vediamo che si allarga sempre di più questa macchia di leopardo. L'ha detto anche lei, micro magari, ma ci sono questi conflitti. Certo. E questo preoccupa molto, perché c'è veramente chi foraggia. Certo. E perché? Per interessi, perché stiamo parlando sempre di sottosuoli ricchissimi. Ecco là il problema grande che abbiamo. Allora la torta bisogna dividerla a un certo punto, un colpo a uno, un colpo all'altro. Se non sei d'accordo ti invado. Io ovviamente nutro il più profondo rispetto per Papa Francesco, come per qualsiasi altra guida religiosa in giro per il mondo, ovviamente, però non ha detto nulla di nuovo, nel senso che lei segretario non c'era nella fase iniziale. Quello che dicevo prima, il resto del mondo è abituato, certo l'Occidente ricco, tra virgolette, ai conflitti. I conflitti ci sono sempre stati purtroppo per una causa di natura umana, ok?
in Europa, ovvero i conflitti che hanno riguardato l'Occidente, quindi per questo giustifico quello che ho detto su Papa Francesco, ci sono sempre stati. Riparto dall'inizio: Bosnia, Croazia, Jugoslavia, la Cecenia 1, Cecenia 2, 2008 c'è stata l'invasione della Georgia da parte della Russia, Ossetia e Abkhazia, Ucraina, Iran, Afghanistan, quindi le guerre anche in Occidente ci sono state. È che ci rendiamo conto sempre di più della velocità con cui si propagano grazie ai social media, alla comunicazione immediata. Mio nonno nella seconda guerra mondiale sapeva probabilmente che stavamo perdendo la Libia perché il duce in quel momento lo diceva dal balcone di Palazzo Venezia, ma lo diceva una tantum e arrivava la notizia in ritardo. Gli stessi inglesi dicevano anni dopo di aver perso X navi affondate dagli italiani per mantenere il segreto. Noi invece abbiamo canali Telegram, per citare un social ovviamente, in cui arriva in diretta il video del drone che colpisce il soldato ucraino o che colpisce il soldato russo o che distrugge il palazzo. Dottor Roberto, noi però, quello che io volevo anche capire è che ce l'abbiamo a 2 passi da casa. Non avremmo mai immaginato di assistere a una guerra a 2 passi da casa. Si sentiva prima queste parole: fortunato tu che non vedrai più le guerre. Certo. Invece noi la vediamo a 2 passi da casa. Non è che questo missile che arriva non può colpire l'Italia. Noi siamo molto preoccupati di questi droni, abbiamo visto questi droni che hanno una velocità e una lunghezza incredibile. Capisce che non è la stessa cosa di parlare dell'estremo oriente, ma di parlare a 2 passi da casa, questa guerra che mette anche, che impoverisce. Pensiamo al grano, ad esempio, questo fiume di grano che arrivava dall'Ucraina, che vuol dire cibo, fraioli. Allora com'è questa guerra mondiale a macchia di leopardo che si allarga sempre di più, ma ce l'abbiamo proprio vicino a casa? Beh, guarda, Mirella, riprendo un attimino. Ricordiamoci la guerra dei Balcani. Era ancora più vicina. I varchi a Trieste. Rispetto a questa. Ma dalla guerra dei Balcani fino ad oggi c'è stato uno sviluppo delle tecnologie di comunicazione enorme, quindi concordo, nel senso che la globalizzazione ha globalizzato pure i fenomeni territoriali e quindi li ha resi di dominio comune e fa più presa nell'opinione pubblica quello che esplode là piuttosto che un altro tipo di notizie. Questo però aumenta, per quello che ci riguarda, aumenta anche il livello di preoccupazione, che molte volte il sentito è diverso dal reale e il sentito può provocare anche, questo è un esempio, no? La lettera potrebbe essere un esempio in altri versi, ma il sentito può provocare anche azioni e comportamenti disorganizzati, con riflessi pesanti anche sulle attività delle persone. Questo ci preoccupa, nel senso che la nostra idea continua a essere quella di, passami anche il termine, pancia a terra, problema, soluzione, idea, confronto, ma concretizzazione di qualcosa. Adele da Padova, poi continuiamo. Vai Adele. Buongiorno. Buongiorno. Sono Adelina. Adelina? Sì, posso parlare? Prego. Grazie. Senta, per favore, avrei bisogno di fare una domanda. Non parlo di guerre, ma parlo di 7:30. Senta, per favore, se qualcuno mi può dare una spiegazione, una spiegazione. Io faccio il 7:30, però quella cosa che a me disturba tanto è che mi fanno fare 12-13 firme. Io chiedo dove vanno queste firme, nessuno mi dice niente. Allora lo chiediamo al segretario della UIL, Adelina, così abbiamo risolto il problema. Commento solo una cosa, l'ultima cosa per favore. Mia sorella abita a Milano e fa il 7:30, lei di firme ne fa 5. Che differenza c'è dal Veneto alla Lombardia? Non siamo mica tutti in Italia. Ecco, se qualcuno mi può dare una spiegazione, vi ringrazio tantissimo, vi auguro una buona giornata e un buon lavoro.
Cara Grazie, Adelina. Buongiorno. Grazie Adelina. Segretario, a lei la risposta? Ciao Adelina, allora spero di poterti dare... dipende perché ogni 7.30 ha un mondo suo a parte. Uno, dipende dal tipo di dichiarazione che devi fare, dipende se c'è un'evoluzione ulteriore per quanto riguarda la compilazione dei 7.30, ogni CAF il nostro ha un modo, c'è un problema di dematerializzazione, quindi c'è una questione di firme, quindi darti adesso una risposta così mi diventa complicato perché qua si fa in un modo... No, Fraioli, è stato chiarissimo perché lei come segretario ha detto chiaramente ognuno ha il proprio 7.30, perciò più chiaro di così bisogna vedere il tuo 7.30, Adelina, se è uguale a quello di tua sorella a Milano, perciò la risposta è chiarissima. Assolutamente, questo sì. Bastava dire questo a Adelina quando si presenta a compilare il 7.30. Adelina, il tuo non è uguale a quello di tua sorella, anche si vede. Dove si presenta. Sì, vabbè, ma faccio per dire, cioè delle volte anche delle risposte, hai ragione, sai Adelina. A volte mi arrabbio anch'io, dico, ma scusi, perché fa questo lavoro, cambi lavoro? Se non è in grado di dare delle risposte, uno deve cambiare lavoro, anche non è mica detto che per forza deve fare quel lavoro. Ma quando uno si presenta a uno sportello, noi vorremmo trovare, Fraioli, della gente preparata. E questo purtroppo non sempre, ma in molti casi non avviene e tu hai l'amarezza di tornare a casa e non hai ricevuto risposta. Questo non è ammissibile. Io chiedo veramente che agli sportelli dappertutto, ecco, devono esserci persone preparate perché la gente ha bisogno di risposte serie, trasparenti e concrete. Pagano le tasse, hanno bisogno di trovare gente preparata, non dire come è successo tante volte, non so darle risposta, non mi sa dare risposta. No, questo assolutamente Eppure no. È successo, l'hanno detto qua, l'ho sentito anch'io come non mi sa dare risposta. Ma scusi, apra, quel computer lo apre, vede cosa c'è scritto, lo legge, oppure non apre neanche il computer. Detto questo, per dare ragione a Adelina, perché purtroppo comunque vedrai che il tuo 7.30 di sicuro non è uguale a quello di tua sorella, però informati, ci sono i capi, puoi scegliere quello che vuoi, dire no perché io devo capire, perché vedrai che qualcuno dovrà pure risponderti come ha risposto naturalmente benissimo invece Gianluca Fraioli, che ha detto non tutti i 7.30 sono uguali. Grazie Adelina. Per ritornare a noi, prego Fraioli. Allora, quindi si diceva, no? Il discorso del micro che diventa globale, questa è la sostanza, ed è percepito rispetto alla realtà. Da qua diventa anche complicato perché questo può determinare anche, come ho detto prima, azioni non logiche e azioni non orientate al raggiungimento di un risultato vero. Ma cresce la rabbia, cresce questa disperazione, questi adolescenti, questi giovani veramente che con questi esempi di sicuro non migliorano e loro cercano di trovare anche loro un significato al loro futuro, ma sono loro che protestano contro le guerre, non sono i diversamente giovani, pochi, rispetto ai giovani che dicono noi le guerre non le vogliamo. È là il grande problema. Abbiamo Luciano da Desenzano. Vai Luciano. Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno agli ospiti. Niente, parliamo un po' di sto guerre. Ieri a me mi hanno aumentato la pensione di 20-25 euro, no, sono 250. Ieri ho letto la notizia 2 volte che l'Ucraina ha aumentato le pensioni del 12%. E ditemi se mi sbaglio voi dopo, ma io ho letto tante volte che le pensioni degli ucraini la paga l'Europa, lo pagano. Se fosse vero sarebbe niente. L'altra cosa, ste papa, tutti i papi sono per la pace, anche noi siamo per la pace. Ma chi l'ascolta il Papa, tra parentesi? L'altra cosa, in Ucraina è stata l'Ucraina a cominciare a uccidere là in Donbass. Io lo so personalmente da persone che ho conosciuto che vivevano. L'altra, l'America e l'Israele. Io speravo, anche ieri ho visto 2 ragazzi di 18-20 anni in Iran impiccati, anche ieri. Ne impiccano 3-4 mila all'anno. Niente, speravo che uccidessero tutti questi capi dell'Iran lì, tutti, portassero la democrazia come ha fatto con noi,
che hanno bombardato e fatto civili milioni di morti. E anche Cuba l'ultima, liberare Cuba dal comunismo dopo 67 anni, che io conosco tanti cubani e cubane. Vi saluto, buongiorno. Grazie Luciano. Dottor Roberto, a lei il commento di questa telefonata per Luciano. Io però volevo aggiungere che il Papa fa il suo lavoro, certo. cioè, il Papa non può parlare di guerra, il Papa deve parlare di pace, che piaccia o non piaccia, però non può dire a Trump ti aiuto a fare la guerra. Cioè... Anzi, Dottor Papa Roberto, Leone, prego. Anzi, Papa Leone con Trump ha avuto delle discussioni molto accese. In realtà... ringrazio Luciano per la domanda, è in realtà una domanda vastissima, potremmo fare un'ora solo di quello, ma purtroppo Luciano non abbiamo un'ora, credo Mirella condivida. Io partirei in realtà dall'ultima cosa che ha detto, che è la speranza di non vedere più, cioè di vedere mai più persone giovani impiccati in Iran piuttosto che in paesi retti da effettivamente dittature piuttosto che dittature religiose, perché c'è sempre la distinzione da fare. Non che una sia migliore dell'altra, sia chiaro, ma solo la base è diverso il ceppo. Lei auspicava che potesse essere risolto con un bombardamento mirato ed è l'errore su cui si è basata la strategia americana per l'Iran. È una strategia che venne adottata nel 2003 da George Bush e dal suo capo di Stato Maggiore, che è la shock and awe, quindi colpisci e terrorizza. Quando bastavano, ci ricordiamo tutti i bombardamenti su Baghdad, notturni, i missili che arrivavano, i primi Tomahawk, i primi cruise che colpivano i palazzi del potere, e lì si sciolse fondamentalmente come neve al sole tutto l'esercito di conseguenza nel giro di pochi giorni. Fu una battaglia, fu una guerra veramente veloce. L'Iran ha una peculiarità, quindi ed è religiosa. L'Iran è sciita, non è sunnita, e gli sciiti sono abituati alla sofferenza, al dolore, sono abituati all'essere marginati. La popolazione sciita è il 15% di tutta la popolazione musulmana, i sunniti sono l'80% circa, l'altro 5% si dividono in altre branchie. Quindi questo cosa vuol dire? Che un crollo del regime, un regime change non può avvenire sotto una pressione militare. Io prima, se lei stava seguendo fin da subito, ho detto che comandano i Pasdaran. Se fosse avvenuto un cambio di regime, come sperato da tutta la popolazione occidentale, da noi, per vedere questi giovani finalmente liberi, i famosi 40.000 massacrati a gennaio prima che iniziasse l'operazione, sarebbe già avvenuto. Non può purtroppo avvenire, perché noi ci basiamo su un concetto prettamente occidentico-centrico, eurocentrico, quindi abbiamo una visione specifica che basti bombardare per risolvere la situazione. Non è così. La fermo un secondo, dottor Roberto, perché abbiamo Lorenza da Mestre. Vai Lorenza. Buongiorno Mirella, buongiorno. ai suoi ospiti. Senta, io appunto volevo collegarmi al discorso che stava facendo il suo ospite in questo momento. Io penso che il mondo non sia mai stato in pace, mai, perché ci sono troppi interessi economici a livello di armi. Ora adesso noi siamo circondati ancora dal discorso dell'Ucraina e non so quando finirà. Poi abbiamo l'Iran, poi il caro Trump chiaramente c'ha la Groenlandia per la capoccia, c'ha Cuba per la capoccia, cioè praticamente l'Europa è ora che si apra, cioè nel senso che deve coalizzarsi se dobbiamo essere una coalizione europea, altrimenti non se ne va da nessuna parte. Chi ci guadagna sono quelli che costruiscono le armi e purtroppo, mi ringrazio di dirlo, anche l'Italia ne fa parte. Grazie Mirella. Grazie a te cara Lorenza, prego dottor Roberto. Continuiamo anche il discorso che era interrotto. Certo, io concordo con Mirella, che ringrazio per l'intervento. Lorenza, scusi, perdoni, perché sentivo male. Concordo con Lorenza, mi scusi anzi per il nome sbagliato. Però ripeto, ribadisco, concordo, non possiamo parlare purtroppo di né un passato, né un presente, né un futuro
senza la guerra, perché ripeto anche qui, non so se stesse seguendo fin da subito. Purtroppo, e lo dico pesando bene le parole, soprattutto faccio parte di quelle giovanissime nuove generazioni, insomma ho 35 anni, che vorrebbero un mondo in pace. Io vorrei poter andare in vacanza, paradossalmente, sto parlando della cosa più istintiva che una persona può pensare: vado in ferie senza rischiare di essere vittima o di un attentato o finire in un paese in un crollo, virus magari, o in un virus visto l'ultima nave. Sì, appunto. Però non può esistere. Non starei parlando della realtà, perché è innato nell'essere umano. L'essere umano è continuamente ricorrente nella storia, non è la storia che si ripete. Però, dottor Roberto, noi anche abbiamo due elementi molto importanti, cioè la NATO e l'ONU. Come mai se ne parla così poco? Che ruoli hanno in questo preciso momento? In questo preciso momento la NATO sta subendo una ristrutturazione molto importante. La notizia recente, che poi non è poi tanto recente, ma se ne parla ormai dal primo mandato Trump, è il ritiro dei soldati statunitensi. Trump l'ha usato in maniera molto ricorrente come minaccia: se non superate il 2%, se non superate il 3%, se non vi adeguate, rivolgendosi ai Paesi membri, ci sfiliamo. Adesso si concretizza l'ipotesi del ritiro di 5.000 soldati su 36.000 in Germania. Anche qui la butto dal punto di vista economico, guardo il segretario che magari poi effettivamente potrebbe ricadere anche sull'Italia. La sola base di Ramstein, che è una delle principali europee, anzi è la principale insieme ad Aviano, Fairford in Inghilterra, ha un indotto di 2 miliardi di euro. Quindi la NATO in questo momento sta subendo una ristrutturazione che preoccupa dal punto di vista anche economico, per tutta l'industria delle armi, per tutta l'industria dell'indotto, che è anche banalmente il bar fuori dalla base, la stazione di gasolio, piuttosto che l'hotel che affitta le camere. La logistica. L'ONU in realtà negli ultimi decenni ha sempre più perso valenza. Tutti noi purtroppo ci ricordiamo, perché è normata da regole di ingaggio molto particolari. Ci ricordiamo, partiamo dai più recenti, dai nostri soldati dell'UNIFIL impegnati in Libano, che spesso sono vittime di cannonate, le chiamo così, o colpi arrivati per sbaglio, cito parole ufficiali, da parte delle forze armate israeliane piuttosto che di Hezbollah, perché sono ovviamente in un contesto per cercare di pacificare l'area. Torniamo indietro, Srebrenica, i caschi blu dell'ONU olandesi, i battaglioni Dutch Bat, che effettivamente si trovarono in una città assediata in condizioni improponibili, costretti poi non entro nel merito di quella vicenda che ebbe anche risvolti ovviamente giudiziari internazionali. L'ONU ha un ingaggio molto particolare, in questi anni si è persa l'importanza. Fraioli, segretario, cosa ne pensa? Abbiamo sentito anche Lorenza, questo cittadino, questa cittadina che cerca di partecipare anche a questi dibattiti. Sono dibattiti importanti che intrigano. Non è vero che nessuno vuole parlare di queste cose, ognuno vuole fare, abbiamo sentito anche il proprio contributo, ognuno con le proprie riflessioni, però queste guerre preoccupano molto, questa è la verità, perché il cittadino sente che ne paga le conseguenze. Prego. Sì. In realtà tutti ne stiamo parlando, a casa, fuori casa, al bar, sul posto di lavoro. I giovani ne parlano, secondo lei? I giovani hanno più coscienza per molti versi di quello che sta accadendo e di quello che accadrà probabilmente, perché noi siamo adesso focalizzati su quello che sta succedendo in questo momento. Ma la mia impressione, e spero che rimanga un'impressione e venga smentita, e che ancora non abbiamo visto veramente cosa vorrà succedere nei prossimi mesi. Una sola cosa, se qualcuno ha avuto l'occasione, se abbiamo sentito anche cosa si sta pensando all'interno della BCE in ragione dei tassi di interesse, quello diventerà un grosso problema, ma è tutto collegato. Ora io non sono un esperto, ho le mie convinzioni personali per quanto riguarda quello che sta accadendo, la più ampia contrarietà a tutto quello che oggi noi chiamiamo guerra, a prescindere da che sia giustamente nell'indole umano, però la più grande contrarietà. Però
se dobbiamo guardarci un attimino anche rispetto a quello che ha detto Lorenza, no? La preoccupazione, ma è una preoccupazione non solo alla questione guerra, ma alla mia vita personale, dei miei figli, dei miei nonni, dei miei genitori, e questo si sta trasformando anche in reazioni, passami il termine, in reazioni anche di panico interno, no? Perché questa è una preoccupazione che sta diventando sempre più forte e i giovani la stanno sentendo particolarmente. Ora, ma dove sono le politiche per i giovani? Noi ancora non le sappiamo, ma la politica per i giovani non è dargli la mancetta del mese, che può essere... Noi ad esempio siamo stati, tra virgolette, molto critici nei confronti delle famose borse d'impiego, quelle che vengono passate in regione. Invece di dare la mancetta, mettiamo in piedi qualche cos'altro. Per quello che ti dicevo all'inizio, i soldi ci sono. È come li impieghiamo che cambia. È quello che cambia tutto quanto. Le politiche della famiglia, ad esempio. Basta con sti bonus, qualcuno diceva ieri, vogliamo qualcosa di più concreto. Le politiche abitative. Le politiche abitative. Che non sono da poco. Parliamo tanto di transizione energetica, no? Di transizione ecologica, quindi è legato anche alle rinnovabili. 3 anni fa, nel piccolo, è stato fatto un accordo per quanto riguarda con le industrie, con l'associazione, con Confindustria abbiamo fatto questo accordo qua, dove appunto si parla di energie rinnovabili, quando poi vengono smentite perché un giorno si sveglia qualcuno in Europa e dice alt, fermi tutti perché c'è un problema legato all'industria. Ma il problema legato all'industria non può essere un problema locale, anche qua. Quante macchine cinesi vediamo in giro ultimamente? Sì. Quello determina, uno, crisi del settore meccanico e dell'industria. Dall'altra parte c'è un problema di dumping contrattuale, perché queste macchine vengono costruite in paesi dove non hanno i nostri stessi livelli salariali, dove non hanno le nostre stesse tutele per quanto riguarda il lavoro. Quindi vediamo che il problema è più ampio. Ci manca oggi, noi riteniamo, che manchino completamente idee di strutturare, cioè io metto a terra un qualcosa oggi, ma so che è un qualcosa che mi rimarrà. Sì, però è vero quello, però la macchina, ricordiamo la Fiat, la Lancia, erano nostre. Il problema è che non c'è stato il ricambio generazionale, perché questo è mancato, sì, per portare avanti queste enormi industrie che avevamo. Mancano gli agnelli, mancano tante figure che sapevano, erano dei condottieri con le idee chiare, avevano creato ma sapevano anche gestire e investire, aiutati però sempre dalla politica, dallo Stato. Vi ricordate quando Agnelli minacciava se io non ricevo lascio a casa gli operai, vi ricordate? Sì. Ecco. Sì. Allora se mancano questi condottieri e noi continuiamo a svendere il paese perché è più facile vendere che continuare, perché sono delle condizioni estreme dove i nostri grandi creativi, perché siamo di creativi, quello non ce lo può togliere nessuno, fanno fatica a resistere, hanno eliminato gli artigiani, ma vi rendete conto? Non sono stati supportati i fraioli, sì, che erano il cuore pulsante del paese, la creatività dell'artigiano. Si è visto andare nelle televisioni come evasore, come quello che aveva 20 case, e adesso cosa ci rimane? Che abbiamo il ricco e il povero, abbiamo perso, ecco, quello che era la struttura del nostro, eravamo il quarto paese mondiale, ma ci rendiamo conto? È stata colpa nostra? È stata colpa nostra o che qualcuno non ha capito che svendere il paese voleva ritrovarsi in queste condizioni? E adesso siamo agli estremi, perché non è mica facile risalire se veramente non supporti. Dottor Roberto, perché ormai siamo in chiusura, qua se qualcuno non supporta il paese, tra le guerre, tra la mancanza di soldi, la mancanza di lavoro, mancanza di case, prospettive e pianificazione futura, dove andremo? Io infatti stavo riflettendo in realtà sui giovani, ero ancora collegato a quello, ma perché c'era... non andremo, nel senso, se non ci sarà effettivamente un cambio di rotta, soprattutto interno, un'attenzione, però ripeto, torno sui giovani, c'è anche un aumento dei suicidi tra minori e spesso si pensa che dipenda dalla morosetta.
che non ha consentito ad uscire a mangiare la pizza, si pensa che sia la compagnia sbagliata. In realtà, mi ricollego a quello che diceva il segretario, tutta questa massa di informazioni che arrivano, questa massa ingestibile, la mancanza di preparazione anche all'interno, e qui ovviamente cito le politiche giovanili, ma anche semplicemente le politiche del Ministero dell'Istruzione, che investano nel ripristinare materie elementari come cittadinanza e Costituzione per dare gli strumenti giusti ai nostri giovani per capire il mondo che sta cambiando, probabilmente avremmo una crisi generazionale. Ma abbiamo anche non solo i giovani, ma ha detto un parroco che abbiamo intervistato che lui è preoccupatissimo per la solitudine dei diversamente giovani, degli anziani. La solitudine che veramente è una cosa che fa rabbrividire. Allora cosa facciamo? In mezzo non c'è più niente. Abbiamo Adriana da Jesolo. Vai Adriana. Buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Proprio mi fa piacere che parlate di quelle guerre che non sono piacevoli sentire, perché veramente fanno male. Lo dico una che ha passato questo e lo sa cosa vuol dire la guerra. È una cosa che non auguro a nessuno. Mi chiedo oggi, ma cosa hanno guadagnato a guerra? Cosa guadagnano presidenti delle repubbliche come Trump? Oltre che dà opportunità a quelle fabbriche di guadagnare soldi per tutte queste armi che loro mandano e che distruggono una nazionale, non importa dove, di quale parte del mondo, nessuno di noi ha chiesto dove deve nascere. Allora non è giusto, perché io che vengo da una guerra 34 anni fa, lei lo sa, da Croazia, hanno distrutto abbastanza, basta con queste guerre, e poi dobbiamo pensare per il futuro, per i nostri giovani, per ragazzi che vanno fuori di lavorare in Italia, lasciano tutto quello bontà, ricchezza che Italia ha, perché lo so io. Ho trovato qui un'altra vita, un'altra opportunità di vivere, però non è giusto così. Dobbiamo pensare per quei ragazzi che devono andare a scuola, che devono sposarsi, che devono studiare. Facciamo quello, perché i nostri nonni, i nostri genitori hanno fatto dopo la guerra. Hanno ricchezza quella città, quella repubblica che vogliamo dire. Italia questo ce l'ha. Trump, se vuole pulire, prima fa a casa sua in America e dopo deve venire a un altro paese, perché lui non è che deve fare per tutto il mondo a quello che vuole lui. Lascia Italia a pace. Meloni fa abbastanza, è forte, è l'unica che fa di chiedere, di pregare, di fare tutto quello per l'Italia. Allora basta con le guerre, basta. Grazie mille e scusate per il... No, non devi scusarti, anzi fa piacere ricevere queste telefonate. Avete sentito anche la commozione di Adriana quando riviveva quello che lei ha vissuto, che è la guerra. Sono dei ricordi veramente terribili, però l'arroganza del potere, la follia del potere, questi soldi, diventare sempre più ricco, perché questo sta facendo Trump, sta diventando sempre più ricco lui, ma non solo lui, anche tutti quelli che gli stanno attorno, perché dobbiamo anche dirle queste cose qua. Ecco, non bastano mai questi soldi, per quanti ne abbiano questi potenti, pochi potenti della terra, ma con una montagna di soldi, ma non bastano mai. Il potere vende sempre, è la cultura, la storia, la cultura della storia. Dottor Roberto, ma siamo in chiusura, con quale messaggio ci lascia, cosa vuole dire? Io consiglio di essere più curiosi. Mio nonno aveva la terza media, cito lui, ma non perché effettivamente è stato un esempio. Mio nonno, uno dei due, aveva la terza media ed è lui che mi ha insegnato la passione per la storia. Avendo la terza media, veniva dalla classica famiglia di 13 persone, quindi stiamo parlando della famiglia di 4, e si documentava con tutto, cercava poi di scindere la veridicità di quelle fonti, no? Allora credo che la soluzione per arrivare, e ci vorranno tanti anni, ad un mondo diverso, ma sto parlando del rispetto dell'ecologia, sto parlando del rispetto del diverso, del valorizzare i nostri diversamente giovani, come diceva giustamente, o
contribuire al benessere dello Stato, nasce da una sana curiosità e dalla cultura. Torniamo sempre lì. Allora per questo mi collego alle mancate politiche giovanili, al mancato sostegno all'istruzione. Se noi avessimo un mondo più istruito non dovremmo sentire la signora, che ringrazio, disperata piangere, commuoversi al telefono ricordando quello che è stato la guerra, perché noi arriva, come dicevo io, come riconfermava il segretario, arriva sui video, tramite video su Telegram, su WhatsApp, e sembra un videogioco. Tante volte i giovani che ho sentito parlare anche a convegni, oppure quando faccio delle lezioni agli under 18, alle scuole superiori eccetera, mi dicono sembra Call of Duty. Anch'io giocavo a Call of Duty ed era il simulatore per l'Xbox, ma mai avrei pensato o mai pensavo di uscire e sparare a qualcuno, perché avevo i nonni che mi raccontavano cos'era la guerra e perché mi ero informato senza dover fare necessariamente l'università, anche se alla mia generazione è stato raccontato che tu studia e avrai un lavoro milionario, perché quello veniva detto. Credo basti partire dalle piccole cose. Allora sentiamo Gianfranco Valeri, poi andiamo in pubblicità e salutiamo l'ospite. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, mi rivolgo al segretario della UIL. Ecco, come ha detto lei Mirella, ci sono questi, hanno distrutto l'artigianato, però io sono un anziano e mi rivolgo proprio al segretario. I grandi gruppi, dagli anni 70 in avanti, i grandi gruppi, e lei può citarne dalla Montedison alla Fiat, a tutti, avevano migliaia di operai e ricattavano, tante volte perché io ho tanti anni, e ricattavano lo Stato perché volevano dare i soldi. E interveniva il governo, intervenivano i sindacati, interveniva questo e davano i soldi. Questo è stato l'errore più grande. I soldi non si regalano a nessuno. Il grande gruppo diceva, ma non nominavano un commissario, cos'è bisogno di tot miliardi, però noi come Stato entriamo con la partecipazione di tot soldi. E andavano dentro nel consiglio di amministrazione, vedevano i bilanci, come quando andavano spesi, se li portavano all'estero, cosa facevano? Ecco, si immagini, è stato un errore anche sindacale negli anni 70, perché portavano solo le masse in piazza e per solo poi migliaia di ore di cassa integrazione, migliaia di miliardi, e non abbiamo risolto niente. I grandi gruppi sono andati via, sono andati via tutti e così è finita. Cioè è stato un mea culpa della politica, di tutta la politica degli anni 70. Secondo me in avanti. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco. E anche davamo soldi e dicevamo delocalizziamo e vediamo che i soldi andate via che vi paghiamo perché andate in Romania a investire. Davamo noi i soldi. Hai fatto bene a fare la domanda, che il nostro segretario Gianluca Fraioli ti risponderà subito dopo la pubblicità. Adesso salutiamo anche il nostro ospite, che è il dottor Francesco Roberto, politologo, esperto in difesa di essere stato con noi. Grazie veramente. Mentre il dottor Fraioli, segretario, si ferma ancora con noi. Pubblicità. Io ringrazio e saluto Marinella Dolci, vicepresidente della cooperativa All'Opera. Grazie veramente di essere qui, perché parleremo di fragilità, di come aiutare, sentiremo tante persone, ma soprattutto anche quello che si può fare però facendo squadra. Da soli io ho sempre detto che non si va da nessuna parte. Allora io vorrei risentire questo servizio, ecco, lo faccio sentire anche a Marinella Dolci, di questo migrante al parcheggio Dal Negro. Cosa dice questa persona? Coperte e piumini arrotolati negli angoli, borse della spesa, con dentro un cambio di biancheria. A 3 settimane dallo sgombero al quinto piano del Park Dal Negro ci sono di nuovo i giacigli di chi non sa dove andare a dormire. Stavolta ci sono pure dei bidoncini per l'immondizia, una scopa ed una paletta, come se qualcuno volesse anche qui una parvenza di casa, di pulizia sul pavimento di cemento. C'è una persona che dorme avvolta in una coperta. Di giorno i migranti vanno tutti via, molti al lavoro. Qui troviamo Hassan, viene dal Burkina Faso, devastato dalla guerra, è sbarcato a Bari, da 3 anni è a Treviso. Ci racconta la sua storia. Io arrivo a Treviso qua, sempre dormendo fuori, mai trovato lavoro che c'è contratto, c'è tutto, io mai trovato questo. Io ce l'hai permesso giorno, io ce l'hai tutti.
Ha il permesso di soggiorno ma in un italiano stentato. Ci racconta come l'unico lavoro che ha trovato sia quello a chiamata nei campi, dai 20 ai 30 euro al giorno. Niente contratto, niente alloggio. Tu non è facile, ma se tu c'è lavoro, bon, la testa calma un po'. Ma se tu non c'è lavoro, come facciamo a mangiare? Problema. Tutti i suoi averi sono in uno zainetto, tutti i suoi ricordi nel cellulare. Ci mostra le foto dei 2 nipotini, gli unici familiari rimasti in vita. Hassan ha solo un sogno, un lavoro in regola. Io voglio lavoro, io non voglio così, io non venire in Italia così, no, lavoro. Se ho trovato un lavoro... Hassan da 2 notti dorme nel parcheggio, prima in un casolare diroccato. Non si può lavare, eppure non ha perso il sorriso. Ieri ha festeggiato il suo 26esimo compleanno. Io voglio comprare un panino che sia fatto la festa bene, così la vita. Allora, ringraziamo Marinella Dolci. Prima di parlare della cooperativa all'opera, che ringrazio, è caduta Marinella. Allora, niente, prima di commentare questo servizio volevo rispondere anche a Gianfranco Valeri, segretario, che prima aveva fatto delle richieste, aveva fatto anche delle riflessioni importanti. Prego. Sì, cosa possiamo dire? Cosa possiamo dire a Gianfranco? Quello che è stato fatto negli anni passati è stato fatto negli anni passati. Qua è cambiato tutto quanto. Gli artigiani, no? Che si parlava prima anche del discorso degli artigiani. Non più tardi di è cambiato anche il rapporto con gli artigiani. Per quel che ci riguarda, non più tardi di qualche settimana fa abbiamo aperto un ragionamento con la CNA. Abbiamo aperto, c'è anche qua una visione sbagliata del mondo artigiano. Attenzione, perché è vero che è in sofferenza, ma non è nella sofferenza che pensiamo noi. Oggi c'è un problema, lei ha detto, di ricambio generazionale, perché la piccola bottega, la piccola officina meccanica, il piccolo laboratorio, dove sono famiglie in realtà, anche il dipendente è considerato di famiglia, c'è un problema di ricambio generazionale. È cambiato, qua volevo fare un passaggio, attenzione, è cambiato il rapporto delle nuove generazioni con il mondo del lavoro, è cambiato il rapporto e la visione del lavoro, è diversa da quello che intendiamo noi, che intendevamo noi. Il lavoro non è più, se non è quello auspicato dal ragazzo, dal giovane, non è più quello che ci serviva ad ogni costo per vivere. Il lavoro per il giovane oggi è diverso, è una scelta che viene fatta. Ma come rispondiamo allora a questo ragazzo che cerca lavoro, che i documenti in regola e nessuno lo assume? Ma tutti cercano lavoratori, vediamo cosa sa fare questo ragazzo. Perché non si inizia, segretario, mi scusi, ma perché non si inizia a scremare? Allora, abbiamo 400 persone fuori dal negro, mettiamo 400. Cominciamo uno a uno, chi sei? Da dove vieni? Cosa sai fare? Come ti sei comportato? Come me l'ha detto quel dirigente, l'ex dirigente della Polizia di Stato che ha avuto ospite, ecco, l'avvocato Meneghetti. Troviamo tra le pieghe di queste leggi il buon senso. Vediamo se questa persona si è comportata bene, di cercare di inserirla in qualche maniera. E questo è il ruolo, perché se cominciamo con le leggi, con la burocrazia, non andiamo da nessuna parte. Il paese, come dice questo imprenditore, ha fame di persone che lavorano. E non è vero che bisogna a tutti che sia fatta formazione, ma andare a raccogliere nei campi. Devi fare formazione. Chi sono questi raccoglitori? Dove vivono? Come vivono? Perché se mettiamo sempre che dobbiamo fare formazione, è come il mondo del volontariato, tutti dobbiamo fare formazione. Ma cosa? Per dare la borsa della spesa devo fare la formazione? Capite che c'è qualcosa, segretario, che non torna? Questi stage a cosa servono? Chi li deve fare, chi non li deve fare, chi viene pagato, cosa viene pagato? Perché ci vuole anche un po' di trasparenza. Vorrei sentire anche Marinella Dolci, che si è ricollegata con noi, che in fatto di aiutare ne sanno qualcosa, questa grande associazione. Prego Marinella. Grazie dell'invito. Allora, mi sente? Sì, benissimo. Marinella, benissimo. Allora, mettiamo a posto perché non funziona. Pronto? Ecco, io sento lei non sente. Mi senti? No, niente. Allora, cosa vuoi dire?
che stiamo scherzando col fuoco, attenzione, esatto. Nel senso che, forse, prima precedentemente l'ho fatto capire, noi a breve, non fra 20 anni, noi avremo un grosso problema in provincia di Treviso, non avremo le persone da far lavorare, questa è la realtà. Ora, dove si inizia? Si inizia innanzitutto, applichiamo veramente i contratti quelli veri, non i contratti firmati da questo. Noi abbiamo in Italia 76 organizzazioni sindacali oltre a CGIL, CISL e UIL, e che firmano contratti ad hoc per questo o per quell'azienda perché gli fa comodo. Qua è intervenuto però, e dobbiamo all'onore del vero, il decreto lavoro, che si parla di applicazione dei contratti firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e ad oggi ci sono UIL, CGIL e CISL. Però questi contratti girano ancora. Però questi contratti girano ancora. Là bisognerebbe fare, e ci stiamo lavorando anche su questo, e probabilmente ci riusciremo perché siamo perseveranti. E siete uniti. E siamo uniti e diamo ordine a tutti i settori, a tutte le categorie. Poi io credo che anche in merito a... Sentivo qua quel ragazzo che stava parlando, no? Ma piccole cose, perché ad esempio, come succede in molti paesi, non gli facciamo i corsi di italiano? Sembra una sciocchezza, ma questo ti consente anche di essere consapevole di quello che tu stai facendo. Poi il problema del lavoro nero, in questa è una piaga che noi combattiamo in tutti i modi. C'è un tavolo aperto presso la prefettura con le organizzazioni sindacali nostre di settore che stanno monitorando e stanno entrando sulla questione. C'è un problema relativo alla casa, c'è un problema relativo ai flussi. Noi abbiamo avuto i flussi che probabilmente anche qua, i flussi di ingresso nel nostro paese forse non rispondono ai reali fabbisogni del paese, o forse sono sbilanciati su questo settore piuttosto su quell'altro a seconda delle impressioni e delle esigenze temporali. Cioè, non ci sono programmazioni di medio-lungo termine che mi dicano: guarda, avrei bisogno di 8 persone, le faccio entrare, ma attenzione, qua io li invio presso, il mio compito in questo momento è di incrociare la domanda, e ce n'è da parte del mondo del lavoro. Però Fraioli, quello che io segretario vedo è che questo ragazzo, uno dei ragazzi che abbiamo ospitato a Villa Fiorita, sapeva fare il saldatore, aveva tanto di patentino. Come mai questo ragazzo non trova lavoro? Ma devo dire io che questo ragazzo... Cioè, cosa c'è attorno che va a verificare chi sono questi ragazzi? Perché sappiamo dove sono, li ho trovati io, può trovarli benissimo chiunque. Parlano con Mirella e parlano l'italiano, non tutti, ma parlano l'italiano. Loro stessi possono aiutare gli altri a imparare l'italiano un po' alla volta come l'hanno imparato loro. Ma io non vedo che c'è tutta questa preoccupazione per capire chi c'è all'interno, togliere le mele marce che stanno diventando dei capetti, dei caporaletti, dei bulletti, la droga che gira, il fumo che gira. Ma lo devo dire io? Ma scusate, ma lo devo dire io che bisogna veramente iniziare tutti a fare squadra e vedere come aiutare, come cercare di veramente discremare, di iniziare a dare lavoro a chi voglia lavorare, visto che tutti sono affamati, industriali, artigiani, tutti di lavoratori. Questi ragazzi sanno lavorare, non è mica che non sanno lavorare magari con gli strumenti che abbiamo, per carità, non tutti, perché non li hanno, ma sanno lavorare. Attenzione, e come sanno lavorare? Il problema è che non li mettiamo alla prova. Non hai la patente, si parlava ieri con un autotrasportatore. Una volta andavano via in 2 e uno insegnava all'altro a guidare il camion o la macchina. Adesso non si fa più niente. Adesso sempre uffici, computer, stage, che non si capisce bene poi alla fine a dove vanno i soldi e cosa impari. E allora dove andiamo a finire? Dove andiamo a finire con questa fame di lavoro che dicono tutti, che l'ha detto anche lei, che non riusciremo neanche a dare la forza lavoro che manca? Vediamo che almeno perché vuol dire anche sicurezza, perché se noi li togliamo da questi ambienti così e così e gli diamo un lavoro, una casa, un po' di dignità,
non li troviamo per strada a delinquere, ma sto parlando di quelli che vogliono integrarsi come questi ragazzi. Non c'è solo lui, ce ne sono tanti, però noi vediamo quello sbagliato, lo spacciatore, lo stupratore, noi vediamo quelli. Prego segretario. Vediamo quelli per il semplice motivo che probabilmente oggi in questo, nel mood comune fa più effetto vedere lo stupratore o lo spacciatore o il delinquente piuttosto che la brava persona che comunque combatte ogni giorno per riuscire ad avere un qualcosa. Che ripeto, attenzione, noi adesso abbiamo la questione relativa a queste persone qua, lasciamo stare la parola immigrati, a queste persone qua. Ma se pensiamo che il problema sia solamente a questi, stiamo ancora di più sbagliando. È un problema che riguarda loro e noi. Noi conosciamo tante lavoratrici che vorrebbero venire, o lavoratori che vorrebbero venire da altre regioni, ma non possono. Il costo della vita è eccessivamente alto, gli stipendi che non sono conformi al costo della vita, la mancanza degli alloggi. Sì, ti lascio all'intervento. Sì, perché è arrivata anche perché pochissimo tempo e devo, casomai la rinviterò un'altra volta. Marinella Dolci, non so se ha seguito qualcosa, soprattutto quello che ho detto all'inizio, e soprattutto questa è un'istituzione all'opera, questa importante associazione. Prego Dolci. Allora, io posso portare la nostra esperienza. Noi abbiamo fatto dei progetti con la Regione Veneto dove delle persone con degli svantaggi in vari comuni della provincia di Padova sono entrati a far parte della nostra attività per un periodo di 6 mesi, per cui dico ci sono i progetti per poter lavorare in primis. Dopo ci sono altre difficoltà. È stato fatto il nuovo accordo Stato-Regioni sulla sicurezza, adesso noi se dobbiamo assumere una persona siamo costretti a fare il corso e la visita medica all'inizio, però ci sono dei costi importanti e le persone a volte non rimangono, per cui credo che sia un problema importante. Bravissima. Abbiamo Iole Davò. Ciao Iole. Buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi Ciao ospiti. carissima, ti avrei chiamato, sai, scusami ma non ce l'ho fatta, vai. Non preoccuparti. Allora, volevo dirti una cosa. Ho sentito parlare quel ragazzo prima, un attimo fa, del ragazzo che dormiva per terra. Sì. Bene, tu sai che io sono in una situazione precaria. Sì. Oggi per esempio Romano è a letto perché la signora, ti ho detto domiciliare, con la scusa che no, la signora si è ammalata, sono senza la seconda signora, si è rifiutata di venire perché per protocollo non mi può tirare su Romano con me. Quindi Romano è a letto tutta oggi finché non arriva qualcuno. Più tardi arriverà un ragazzo del Bangladesh che è con me da 9 anni, con me e con un altro signore. La mattina dal lavoro dall'altro signore, naturalmente non può venire da Romano. È bravissimo. Quando è arrivato non sapeva fare niente, naturalmente. Ce lo siamo addestrati noi. È di una bravura disarmante. Pignolo che non ti dico. Questi ragazzi, che ce ne sono tanti, a prescindere che loro hanno un po' paura di queste situazioni. Al primo impatto loro hanno paura. Però diventano bravissimi se le dai un po' di fiducia. Certo che in mezzo c'è di tutto, sono con i ragazzi, parliamo sempre del male, non parliamo mai che ci vogliamo che tantissimi bravi ragazzi. È bastato guardare dal Papa cosa c'era per vedere i bravi ragazzi che abbiamo. Anche là ce ne sono tantissimi ma ce ne sono molti di più che sono bravi. Quindi il problema è, come dici tu, l'alloggio. Che se una persona come me non ha l'alloggio da darle, dove lo mette questo ragazzo, anche volesse darle lavoro? Dove va, povero? Perché gli affitti sono disarmanti, fanno morire. No, ma non gli affittano proprio la casa anche se vogliono parlare. Grazie Ioli, devo chiuderci, no non ce la faccio, sì, ma ti chiamerò. Hai fatto una proposta importante che il segretario Fraioli la porterà domani al tavolo del sindacato, compresa questa lettera, a parte che è andata su tutti i giornali, dal Corriere della Sera, Corriere del Veneto, Gazzettino, Tribuna, però è importante, ecco, far capire l'importanza di questa imprenditrice. Allora sentiamo Dolci, prego Dolci. Niente, io dicevo appunto che ci sono dei progetti per le persone con degli svantaggi, molto probabilmente c'è poca conoscenza. Noi lavoriamo in un ambito dove diamo da lavorare a persone detenute e di queste persone sì, sicuramente ci saranno persone, non dico la mela marcia, però con più difficoltà.
però comunque sono tutte persone che hanno voglia di lavorare, non hanno la patente, si organizzano con le biciclette elettriche, per cui secondo me io non credo che se una persona ha voglia di lavorare non trovi il lavoro, perché secondo me anche sapersi porre in maniera corretta, però noi abbiamo tutte queste persone con degli svantaggi che comunque lavorano, non solo detenuti ma anche altre persone che hanno altre difficoltà. Il problema è vedere che lavoro fai proprio con queste persone. Dolci, bisogna vedere che lavoro fai, chi ti assume, con quale contratto ti assume. Certo che sono persone che lavorano, ma abbiamo sentito con quali stipendi vanno a casa queste persone. Parliamo di una giornata di 20 euro, 30 euro e l'ha confermato anche il segretario. Sono questi contratti precari che veramente fanno veramente... Ieri ha chiamato un signore che la figlia, ecco, che fa la cameriera, bisogna sentire 6 euro l'ora e deve fare con dei turni massacranti. Segretario, prego. Ma guarda, siamo sempre là, la sostanza è quella, no? Sì. Il lavoro va pagato, punto. Questo a prescindere. Il lavoro deve essere equo, deve essere giusto. Anche su quello che è stato detto, sì, la buona volontà, però scusatemi il termine, mo arriva fino a un certo punto la buona volontà delle persone, perché quando la buona volontà messa a terra perché non sei proprio messo nelle condizioni di poter andare, sì, bicicletta elettrica, ok, ma fatti 50 km sotto la pioggia, perché non è detto che il posto di lavoro lo trovi dietro casa. Se posso lanciare una proposta, allora, c'è un problema proprio di filtro all'inizio, nel senso che provate ad andare in piazza delle istituzioni una mattina dove ci sono gli sportelli per l'immigrazione, no? Sì. Code chilometriche, perché? Ma non perché non possono... Cominciamo a dare il personale in questo, diamo alla polizia, alle strutture il personale per poter lavorare, diamo alle prefetture che sono indietro con il lavoro, ma ce l'hanno detto, sono indietro con il lavoro, diamogli il personale, è possibile che dove servono 4 persone ce ne siano sola. Primo filtro. Secondo filtro, io sono convinto che l'incrocio ci possa essere, ma se noi ci limitiamo a ragionare solamente che ci sia il lavoro senza considerare tutto quello che c'è intorno, anche qua stiamo sbagliando. Ripeto, come ho iniziato, non è possibile che sia solamente, unicamente il terzo settore a pagare le conseguenze. A metterci tutto quanto del suo. La famosa coperta che tu mi dicevi, e io lo continuo a ribadire, bisogna sistemarli queste risorse, bisogna darle bene, distribuirle bene. Ci sono delle priorità in questa provincia, in questo paese, che forse non sono le priorità di qualcun altro. A noi sono ben chiaro, domani sarà un passaggio che noi faremo. Ma se diamo la possibilità a un carcerato di riprendere in mano la situazione e la sua vita, vogliamo darla anche alle persone che hanno voglia di integrarsi, di lavorare, di aiutare? Perché io non so, Marinella Dolci, però qui a Treviso non funziona così, io non so da voi, ecco, però lo può confermare il segretario Fraioli, ecco, cercare lavoro e trovare lavoro non è così semplice se non certi tipi di lavoro. Detto questo devo chiudere, inviterò ancora Marinella Dolci perché purtroppo il collegamento non è andato molto a buon fine, il tempo era molto ristretto, vicepresidente cooperativa all'Opera, grazie anche veramente grazie a Gianluca Fraioli, segretario Will di Treviso, grazie, adesso andiamo a vedere l'assegno, il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo al Banco Solidale, è mercoledì e siamo con Michele e Roberta, una coppia giovane ancora che purtroppo non ce la fa con questa vita che costa tutto caro. Aveva un lavoro, Michele, importante anche, è crollato tutto con la crisi e sono qua al Banco Solidale. Noi cercheremo di dare una mano perché è una coppia che veramente merita. Allora iniziamo con Michele. Allora, cosa è successo nella tua vita, Michele? Cosa facevi e che attività avevi? Io ho cominciato a lavorare quando avevo 14 anni, per cui ho sempre lavorato nei negozi dove avevo trovato lavoro al tempo e siamo andati avanti bene qualche anno, insomma, gli anni erano quelli. Poi quando abbiamo pensato di mettere su famiglia, di sposarci, c'erano necessità più importanti, ho detto facciamo un po' il passo più lungo e abbiamo cominciato a lavorare invece anche oltre che nel negozio, anche lei lavorava in un negozio.
E abbiamo cominciato a fare anche un'altra attività a ore perse di restauro immobiliare, costruzione, mettere a posto. Eravate molto giovani e pieni di voglia anche di lavorare e di farvi una bella famiglia. C'erano dei figli da crescere, bisognava darsi da fare e tutto andava bene, c'erano dei buoni risultati, avevamo avuto possibilità anche di dare una mano a molta gente, perché se si fa un'attività non finalizzata solo al fatto di guadagnare fino a se stesso, ma per essere soddisfatti del lavoro che si fa, anche perché negli anni lavorando nei negozi 10 ore al giorno, se non lo fai per la soddisfazione, per i soldi pochi. E il problema è venuto fuori quando abbiamo incontrato, cosa che ormai adesso si sa molto bene, qualcuno all'interno di quella che è un'istituzione per noi veneti, cioè la banca. La banca, uno pensa di essere a casa, protetto, qualche mela marcia, per cui abbiamo trovato chi ha tentato di truffarci, e dato che mio papà mi aveva insegnato ad essere onesto fino all'osso, invece di far finta che andasse bene lo stesso, abbiamo pensato bene di protestare, denunciare nelle opportune sedi, e da quel punto comincia il calvario, perché chiaramente la banca in generale come istituto è autoprotettiva e ha sempre ragione per forza, anche se non è vero, e sa chi ha più tempo di noi altri. A noi altri siamo cocciuti e siamo qua ormai da 7 anni che teniamo duro, perché prima o poi avremo soddisfazione dei torti chi ne ha fatto. Roberta, per te è molto dura, lo so, non è facile, lo capisco benissimo. Però bisogna chiedere aiuto quando bisogna chiederlo e basta, perché io dico sempre che è da vergognarsi a rubare, ma non vergognarsi a chiedere aiuto, perché purtroppo la crisi, i truffatori, che c'erano solo tanti, questi avvoltoi, anche voi che avete trovato, ha portato sì che la vostra famiglia perda tutto quello che aveva. Cosa vuoi dire, Roberta? Voglio dire solo che gli auguro tanto bene, perché ho imparato nella vita che comunque anche a chi ti fa dispetti è meglio augurargli il bene. Mi è crollato il mondo addosso, è stato proprio brutto, però di bello questa cosa ha che ho conosciuto delle persone invece che senza nessuna né parentela né amicizia, niente di tutto questo, ci ha dato una mano, come te, come anche altre persone che abbiamo incontrato nella nostra vicissitudini, sono state molto più caritatevoli e sensibili, più che no parenti e amici che erano a vita che frequentavamo e che ci hanno voltato bellamente le spalle. Cosa vuol dire per te arrivare a un banco solidale, Roberta? Avresti mai immaginato? No, sinceramente no. Abbiamo cominciato con i mercatini e va bene, insomma, lo facevamo anche per una voglia di curiosare. Però arrivare a questi livelli è ancora molto più che fa male, perché dico accidenti, non posso neanche comprargli una maglia a mio figlio. Chiedere un aiuto e sentirsi dire vai da qualcun altro. Non te lo saresti mai aspettato? Allora, quello che non ti aspetti oggi invece, guarda, è l'assegno, perché tutte queste lacrime che scorrono su sto volto, sto tremore che hai, guarda, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, che dà a questa coppia bellissima. Io sono sicura che ce la farete. Basta un attimo, come dice Michele, saper aspettare, Roberta. Saper aspettare e aver fiducia in questo uomo, nei tuoi figli, nella famiglia che tu hai creato, con tanti sforzi, con tanti sacrifici. Bisogna che tu tenga dura e non pensare mai più, neanche minimamente, di fare quelle cose che diventano un assurdo. Quello non credo che arriverei mai più a fare quel tipo di gesto. Che appunto, come dicevo prima, abbiamo incontrato nella nostra storia anche delle persone molto più
umane di quello che mi aspettassi, perché avere un gesto del genere senza aver fatto niente di particolare. Sai cosa si chiama questo? Solidarietà. È una parola magica, tanti la abusano, ma esiste ancora ed è la vera solidarietà, quella che non chiede niente ma aiuta il prossimo che è in difficoltà. Allora io vi ringrazio, adesso voglio però che dia un bel bacio a sto uomo. Sì, un bel abbraccio, un bel... sì, ecco, così mi piace. Ecco, lasciamo allora questa coppia, lasciamo che Roberta si rilassi un pochino, perché per lei oggi è stata veramente dura, però ha avuto il coraggio di affrontare anche questo per la sua famiglia. Grazie Roberta, vieni qua che ti do un bel abbraccio, Asa.